Buona giornata e ben ritrovati con il telegiornale di Antenna 3 che vi terrà compagnia come sempre fino alle 14:30. Molti temi che affronteremo nell'edizione di oggi, a partire dal decreto riaperture che è stato approvato ieri sera dal Consiglio dei Ministri, con alcune sorprese e non poche polemiche, dalla scuola sino all'orario del coprifuoco. Ne parleremo tra pochissimo. Abbiamo però una notizia di cronaca giunta poco fa in redazione da Verona. Sono accusati di aver abusato di una studentessa ventenne a Verona, ma loro, 5 calciatori professionisti, sostengono che il rapporto sia stato consenziente. La vicenda, finita ieri davanti al GIP dell'udienza preliminare, proseguirà il 5 di maggio con l'esame di alcuni video estratti dai cellulari di 2 giovani. La studentessa ha sostenuto che la violenza di gruppo è avvenuta al termine di un gioco di carte alcolico. Solo uno dei 5 era conosciuto dalla vittima perché, come lei, studente universitario. Dopo averla tirata nell'abitazione di uno di loro, i calciatori, sulla base degli accertamenti della procura, avrebbero abusato a turno della ventenne, sfruttando lo stato di alterazione alcolica. Opposta alla versione che è stata fornita dal gruppo di calciatori, non ci sarebbe stata alcuna costrizione fisica, i rapporti sessuali sarebbero stati consenzienti. Quindi una vicenda che presenta singolari analogie con quella che ha visto protagonista delle cronache il figlio di Beppe Grillo. Questo dunque un aggiornamento per quanto riguarda la cronaca, ma affrontiamo ora subito la questione del decreto rilancio. Partiamo dalla scuola perché a sorpresa, insomma, nella versione che è stata firmata ieri sera, per quanto riguarda la percentuale di didattica in presenza, dal 60% si è saliti, che circolava appunto nelle bozze, si è passati al 70%. 60% peraltro, lo ricordiamo, che era stato definito come il limite sopportabile dalla struttura del trasporto pubblico della nostra regione. Per parlare appunto di questo abbiamo in collegamento Giacomo Colladon, presidente della MOM. Buongiorno Colladon, grazie per essere con noi. Grazie per l'invito. Grazie. Allora, tra poco dovremo avere anche in collegamento Marta Viotto, segretaria della FLC CGIL del Veneto, Scuola, Università e Ricerca. Quindi tra pochissimo, magari se la regia mi fa sapere, eccola qui, la vedo collegata. Buongiorno Viotto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, Colladon, a sorpresa è arrivato questo aumento, diciamo, della percentuale, 70% anziché 60% come era stato chiesto dalle regioni, già comunque in calo rispetto al 100% che si era prospettato in un primo momento. Limite del 100% peraltro che anche la direttrice dell'ufficio scolastico regionale Carmela Palumbo chiede venga mantenuto almeno per quanto riguarda gli studenti dell'ultimo anno delle superiori, quelli quindi che dovranno affrontare la maturità. Colladon, allora è sostenibile, diciamo, sono sostenibili queste percentuali? Queste percentuali sono in un certo senso sostenibili se noi partiamo dal 70%. Già il 70% per noi è un problema, ma l'idea è quella di mantenere ovviamente il 100% per quanto riguarda la didattica in presenza alle quinte che devono sostenere l'esame di maturità, e poi eventualmente le altre classi avere una percentuale diversa. Oggi pomeriggio alle 4 avremo un incontro col prefetto e con i dirigenti scolastici, con l'ente di governo e i vari comuni, per determinare questa tipologia di percentuale. Anche per noi è stata una novità, perché ci eravamo poi concentrati sul 60%, cercando di avere altre soluzioni, ma questo ci comporta di una ricerca piuttosto consistente di autobus da parte di privati.
Ecco, avete calcolato quanti, no? Perché all'inizio lei aveva detto con il 100% a noi ce ne servirebbero altri 400, no? Se non sbaglio, in provincia di Treviso, una cifra insomma assolutamente irreperibile, no? Dai privati e nel breve tempo così. Questo 10% in più, diciamo, vi scombina molto le carte o è qualcosa che comunque riuscirete a fronteggiare? Quanti saranno questi autobus in più che vi serviranno? Noi riusciremo a fronteggiarlo, anzi dobbiamo fronteggiarlo, in qualche modo ci siamo già mossi. Diciamo che possiamo arrivare a circa 100 autobus in più, le ricerche le abbiamo già fatte tra i privati, abbiamo la possibilità di arrivare a questo numero. Il problema è, ricordo, che la capacità, la capienza di mezzi è sempre il 50%, quindi questo è un ulteriore problema. Però insomma noi ci stiamo lavorando, il 26 avremo questa novità e cercheremo di affrontarla nel miglior modo possibile. Ecco, Marta Viotto, allora buongiorno intanto, grazie per essere con noi e chiaramente questo del trasporto pubblico è stato uno dei principali problemi che sono stati sollevati proprio per la ripresa della didattica in presenza con percentuali più elevate rispetto a quella attuale del 50%, ma non è l'unico insomma problema e i sindacati della scuola ne stanno sollevando diversi in queste ultime ore, no? Sì, infatti come ben sottolinea non è l'unico problema. Noi abbiamo vissuto in tutto questo anno scolastico, anche quelle precedenti, sempre allertati e sempre nel costruire una nuova organizzazione. La scuola, pur comprendendo le ragioni che ispirano le scelte governative e quindi la preoccupazione di restituire condizioni di normalità all'attività scolastica, a nostro avviso manca poi la tranquillità e le garanzie che non sono solo legate ai trasporti, pur avendo questa garanzia anche dal Presidente, ma c'è una serie di misure che devono essere sempre riadattate. È vero, abbiamo vissuto un anno in stato di allerta, aperture, chiusure, tra virgolette, mai chiuse perché con la didattica a distanza, ma è una macchina complessa che ha bisogno di essere continuamente riorganizzata e dobbiamo sottolineare che i problemi, i nodi irrisolti sono sempre gli stessi di inizio d'anno, dato da alcuni spazi, dalla mobilità, dai dispositivi di protezione. Abbiamo chiesto le mascherine sia per il personale, che una buona parte è stato vaccinato alla prima dose, parliamo di 80.000 addetti del personale scolastico, e quindi riprendere appunto le vaccinazioni e il numero della consistenza delle classi. Ecco, lei sta un po' anticipando la domanda che le volevo fare dopo, no? Perché c'è questo problema delle vaccinazioni degli insegnanti. Una parte era stata vaccinata all'inizio con il vaccino AstraZeneca, no? Quando c'era l'indicazione di darlo alle età al di sotto dei 55, poi dei 65 anni. Una parte degli insegnanti l'ha fatta, una parte si era anche rifiutata. No? Ricordiamo le polemiche che ci furono ai primi di marzo proprio su questa questione. Ora rimane comunque una fetta di insegnanti che non ha ricevuto nemmeno la prima dose. Peraltro con la DON questo stesso problema l'ha sollevato lei stesso anche per quanto riguarda gli autisti degli autobus, no? Perché in caso anche di incremento della capienza, per ora sembra non ci sia questo problema, sta di fatto che comunque non sono mai rientrati in quelle categorie da vaccinare, non sono quindi vaccinati. Esatto, noi abbiamo questo problema, l'abbiamo chiesto anche all'ULSS perché i nostri autisti sono esposti e quindi abbiamo chiesto la possibilità di vaccinarli. Abbiamo dato anche la disponibilità come azienda di poter in qualche modo essere di supporto e di aiuto, quindi di ricorrere internamente nel modo nostro a una vaccinazione che potesse essere controllata da parte nostra. Ad oggi non abbiamo questa opportunità e questa possibilità. Noi abbiamo indicato il caso anche in sede nazionale e lo stanno valutando
per verificare se gli autisti sono delle categorie che hanno la necessità di essere protetti. Ecco, Viotto, gli insegnanti lo erano ma non sono riusciti insomma a completare, e per ora sappiamo che dalle indicazioni insomma che sono arrivate dal commissario Figliuolo è stato tutto bloccato, nel senso che ora si procede per classi di età, e fino a quando insomma non saranno messe in sicurezza le classi di età delle persone più anziane e i pazienti fragili, gli insegnanti, anche gli insegnanti insomma dovranno attendere. Non manca poi così tanto alla fine dell'anno scolastico, no? 40 giorni circa, per cui saranno da affrontare, presumo, senza vaccino per chi non è stato vaccinato. Assolutamente, assolutamente sì, c'è stato quel blocco e arresto rispetto alle vaccinazioni per quei 3-4 giorni, che ovviamente hanno creato dei patemi d'animo in termini di sicurezza del vaccino, ma tuttavia 80.000 risultano vaccinati, personale scolastico che stanno attendendo la seconda somministrazione. Che dovrebbe arrivare anche tra poco, no? Facendo due conti a maggio per tutti quelli che sono... Io mi auguro che si possa riprendere, perché l'esposizione del personale in una classe di 30 alunni, perché il numero degli alunni per classe è così alto, e il personale che ci lavora è maggiormente esposto rispetto ad altre categorie, quindi bisognerebbe assolutamente metterli in sicurezza. Abbiamo bisogno però anche di conoscere un tracciamento, che si attivi un tracciamento di ciò che avviene all'interno degli istituti, perché allora comprendiamo benissimo ed è la nostra richiesta riprendere in presenza, ma in uno stato di sicurezza che deve essere dato da alcune misure che sono legate appunto agli spazi, a un protocollo di sicurezza, ai dispositivi. Dotare mascherine FFP2 al personale docente non può costare così molto, tanto da mettere in rischio poi la salute. E soprattutto ritengo che dal 70 al 100% ci sia una riflessione da parte di tutti i dirigenti che sono sempre stati allarmati quest'anno scolastico a contenere appunto e ad organizzare nuovamente una attività scolastica che si fermi al 70%. E poi il 70% c'è una sottile differenza che non può essere dato dal numero degli alunni di quell'istituto, dovrebbe essere dato dal numero degli alunni che sta in quella classe. Allora capite che riorganizzare tutto il lavoro non è così semplice. Certo, ed è una questione questa che è già stata sollevata in questi ultimi mesi, perché è stata data, diciamo, alla discrezionalità delle scuole, no? Il 70% degli alunni dell'istituto o il 70% degli alunni della classe, che magari con la donna per il trasporto pubblico forse non cambia moltissimo, ma per chi deve rimanere in classe sì, ovviamente, perché se una classe, come diceva Viotto, ha 30 alunni e tutti e 30 sono in presenza, ben altra cosa è invece averne la metà, cioè 15 che si alternano tra presenza ed AD, oppure appunto una ventina in caso del 70%, no? E avere conoscenza dei dati di ciò che avviene all'interno degli istituti, secondo me servirebbe appunto a comprendere effettivamente il diffondersi del contagio e quindi intervenire immediatamente affinché questo contagio si contenga. Per cui questi dati a tutt'oggi noi non disponiamo effettivamente. Nella riapertura che c'è stato, noi sappiamo benissimo che 23 classi nella provincia di Treviso erano in isolamento. Allora, va benissimo, è quello che desideriamo, riprendere in presenza. Io credo che questa finalmente sia un riconoscimento che il Paese consegna alla scuola e riconosca questa priorità per restituire un legame, una quotidianità, una normalità, ma non possiamo sottrarci, e la politica non può sottrarci da questo impegno che è quello di garantire la salute
a tutti, dagli studenti alle famiglie. Ecco, un ultimo flash, Viotto, poi un'altra domanda per Colladon al volo. Perché non vengono scaglionati gli ingressi? O meglio, qualche istituto lo fa, altri no. C'è un margine ulteriore di possibilità? Sì, in alcune aree, quelle metropolitane, parliamo di Venezia, parliamo di Verona, siamo ricorsi proprio allo scaglionamento assolutamente necessario negli ingressi, perché non ci siano addensamenti di ragazzi, anche se tuttavia noi in un percorso fatto con le prefetture si sono poi adottati le presenze degli steward che dovrebbero regolamentare anche ed evitare questi assembramenti. No, viene fatto in maniera sistematica proprio in quelle aree maggiormente affollate. Ma è chiaro che noi non possiamo immaginarsi di spostare un ingresso alle 10 o alle 10:30, perché garantendo una cosa, tuttavia non abbiamo nemmeno i mezzi per garantire poi la presenza di quegli alunni fino alle 3 del pomeriggio. Non esiste un servizio mensa, non esiste un trasporto che sia in grado di effettuare più corse in quelle fasce orarie. Ecco, infatti, quindi il problema in questo senso c'è, no? Colladon, era stato detto ancora fin dall'inizio, no? Questo di scaglionare gli ingressi, che è stato possibile fino a un certo punto anche per voi, no? Sì, anche per noi è stato possibile fino a un certo punto. In effetti gli istituti a Treviso hanno già delle entrate differenziate dalle 8 alle 9. Questo va bene per quanto riguarda il servizio urbano, ha un raggio più corto e quindi in un arco di un'ora riusciamo a fare più giri e quindi a soddisfare anche carichi molto più importanti. Il problema è sull'est urbano. Sull'est urbano, avendo un'ora solo, non è possibile fare più giri e quindi abbiamo necessità di più autobus. Se fosse la possibilità di avere un'entrata alle 8 e una alle 10, con molta probabilità noi saremmo in grado di soddisfare l'utenza al 100%. Perché? Perché l'est urbano sarebbe in grado di fare più giri e quindi sarebbe in grado con gli stessi mezzi di soddisfare più persone. Questa è la logica attualmente, ripeto, è solo Treviso che ha delle entrate differenziate. Certo. Alcuni istituti sono alle 8, altri sono alle 9, quindi questo ci permette di avere ovviamente nel servizio urbano un miglior utilizzo dei mezzi e più corse perché il raggio è molto più corto. Allora, io vi ringrazio per essere stati con noi, per questo collegamento. Ci risentiremo con la donna dopo la riunione di oggi pomeriggio, no? Per capire effettivamente che cosa verrà deciso con la prefettura. Grazie quindi a Giacomo Colladon e a Marta Viotto. Buona giornata e buon lavoro. Grazie. Un saluto. Grazie. Abbiamo allora già in collegamento il nostro prossimo ospite, che è Mario Pozza, presidente di Union Camere del Veneto, perché si è concluso da poco un vertice in prefettura sugli effetti sulle imprese della pandemia. Buongiorno Pozza. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, che cosa è emerso? Quale notizie ci porta? Ma abbiamo fatto un po' il quadro della situazione economica. C'era il prefetto, ovviamente, il comandante della Guardia di Finanza provinciale, Carabinieri, Banca d'Italia con il direttore regionale, i vertici dell'INPS, associazioni di categoria, commercialisti, insomma tutte le istituzioni, il mondo della rappresentanza, proprio per cercare di creare una collaborazione, una sinergia che già esiste, anzi per dare continuità, perché ci preoccupa molto ovviamente la situazione dal punto di vista della sostenibilità delle imprese. Dopo un anno di chiusura e di aperture a singhiozzo ci sono delle criticità che proprio ieri sono state molto evidenziate da un recente studio di Confcommercio sulle possibilità di infiltrazioni mafiose in queste attività. Era già in calendario da qualche tempo questo incontro di oggi. Lo scopo era proprio questo, insomma, cercare di capire e di mettere in rete tutte le informazioni possibili per combattere e contrastare
la criminalità. Ecco, questo è un problema che è emerso già da tempo, no? E sul quale si erano accesi i riflettori ancora mesi fa, proprio perché la criminalità organizzata ha cominciato a mettere gli occhi, insomma, sulle aziende che a causa del Covid si trovano in difficoltà, in particolare, no? su alcuni settori specifici. Era stato detto, pensiamo per esempio al turismo, agli alberghi, a tutte le strutture ricettive. C'è qualche dato che ci può dare rispetto a questo che è stato discusso oggi? Ma c'è un particolare attenzione proprio sul settore ricettivo, sulla ristorazione, che sono quelli che stanno soffrendo perché è tutto bloccato, è tutto fermo rispetto a altre imprese del manifatturiero o al mondo dell'agricoltura. Questo non sono stati dati perché non abbiamo fenomeni così. C'è qualche alert sicuramente perché ovviamente la richiesta di finanziamenti è sempre maggiore e sappiamo che magari a volte l'impresa non riesce ad averli perché non ha i numeri come richiedono le banche, perché ci sono delle regole ormai ferree e a volte queste imprese si rivolgono a persone che all'inizio ti sembrano amiche per darti una mano e poi ti mettono un cappio al collo. E questa è la preoccupazione ed è l'attenzione che stiamo cercando di focalizzare, tanto è vero che proprio pochi giorni fa abbiamo fatto gli accordi, rinnovato gli accordi con le prefetture, con le questure, sia a livello territoriale, quindi provinciale, ma anche a livello regionale. Pensate che come Camera di Commercio destiniamo oltre 50.000 euro all'anno proprio per dare questi servizi alle autorità, alle forze dell'ordine, in modo tale che ci sia la capacità di leggere nel territorio. E da pochi giorni, dal mese scorso, anche a tutti i comuni che hanno la piattaforma dello SUAP, dello sportello unico, che possono monitorare quante imprese ci sono, quanti dipendenti, i volumi d'affari, c'è tutta una trasparenza proprio al servizio. Certo, allora Pozza, resti con noi, abbiamo un break pubblicitario, dopo voglio farle una domanda flash, cosa ne pensa del decreto riaperture, così come è stato firmato ieri sera dal Consiglio dei Ministri. Linea alla regia, pubblicità, a tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con il nostro telegiornale, abbiamo in collegamento Mario Pozza, presidente di Unioncamere. Presidente, allora dicevamo decreto riaperture, lei cosa ne pensa di queste ultime novità, peraltro che sono arrivate un po' anche a sorpresa ieri sera nella versione firmata dal Consiglio dei Ministri? Ma dico che si può far meglio, ne abbiamo parlato anche con il prefetto, abbiamo dato dei suggerimenti che proprio il prefetto trasmetterà ovviamente al Ministero quando nei prossimi giorni avrà modo di confrontarsi. Perché riteniamo che se uno ha fatto il vaccino, per dire un esempio, e lo dimostra, ho fatto il tampone, questo certamente può accedere in un ristorante, perché se le condizioni per aprire un'attività commerciale, metterla in campo solo che all'aperto, in questo momento qui non è certamente un aiuto. Come ho detto qualche giorno fa, ben venga questi provvedimenti, ma che non siano a fisarmonica e soprattutto che diano delle certezze anche nell'orario di lavoro, insomma, nel dibattito di tutti. Chiudi alle 10 di sera o alle 11, cosa cambia? Cambia per il ristoratore perché la cucina è aperta e quindi può avere insomma più lavoro. Se lo fai chiudere prima e devi rientrare, tutti scappano. Quindi bisogna che ci siano delle ritarature sicuramente, perché altrimenti non va bene. Noi confidiamo in questo. Ecco, dal mondo sanitario, Pozza, sono arrivate diversi appelli alla prudenza, no? Dopo questa decisione, insomma, delle riaperture. Secondo lei, diciamo, è un rischio ragionato quello che l'Italia corre riaprendo dal 26 nelle regioni gialle con tutte le limitazioni, insomma, che sappiamo, o è un azzardo? Proprio questa mattina la Fondazione Gimbe ha detto così rischiamo di giocarci l'estate. Ma se tutti quanti si comportano e rispettano le regole nel portare le mascherine, di igienizzare le mani, insomma, quello che in questi mesi abbiamo sempre praticato, credo che si possa andare con una certa tranquillità. Fa parte proprio dell'educazione
fa parte di quel senso di responsabilità nei confronti tuoi, di tuoi familiari e di chi ti sta vicino e della collettività. Ecco, bisogna fare un forte appello a questo. Certamente la nostra economia non può continuare a rimanere chiusa in questo modo qua. Io capisco e comprendo ovviamente anche i sanitari e gli specialisti che intervengono tutti i giorni quotidianamente. Poi c'è anche da dire che c'è chi dice tutto è il contrario di tutto quello che dice l'altro, insomma c'è anche un po' di confusione nella comunicazione di questi, perciò come sempre il buon senso deve prevalere e soprattutto rispettare le regole. Se non rispettiamo le regole puoi aprire anche a luglio ma non cambia niente, e che arrivino questi vaccini. Ecco, quello... Sì, prego. Dovevano arrivare in autunno, dall'autunno dovevano arrivare a dicembre, da dicembre a febbraio, adesso non lo so, è uno spostamento continuo. Questo è il problema. Sì. Ci vuole certezza nelle azioni. Quello è certo, e sicuramente questo suo richiamo alla responsabilità e alla prudenza è chiaramente, immagino, condiviso da tutti, anche se appunto quanto successo già nelle scorse settimane, vedasi per esempio in Sardegna, qualche dubbio lo lascia, no? Sì, allora dovremmo rimanere chiusi fin quando saremo vaccinati tutti. Anche questo è il problema. O accettiamo il rischio sapendo e consapevoli che c'è un margine di rischio, però dall'altra parte ci deve essere lo Stato che deve accelerare il più possibile la vaccinazione. Vediamo in Israele ha tolto persino la mascherina, quindi bisogna continuare su questa strada. L'Inghilterra ha detto liberiamoci, stiamo attenti, però continuiamo a mantenere la prevenzione dei contagi tramite... Certo, il problema appunto, come diceva lei prima, è quello delle vaccinazioni, no? Questi esempi che lei ha citato sono di stati che ben per loro insomma sono assai più avanti rispetto a noi con le vaccinazioni. Per l'Inghilterra parliamo di un 30 milioni di dosi in più rispetto a quelle somministrate in Italia. Il grosso problema, no, è che al momento noi siamo indietro in questo. Ma siamo indietro anche per la burocrazia, perché se l'EMA dà l'autorizzazione a livello europeo, perché ci deve essere anche un'autorizzazione a livello nazionale? A quel punto cosa c'entra l'Europa? O c'entra o non c'entra? O c'entra fino alla fine, o se no se c'entra per metà. Quindi l'autorizzazione deve poi arrivare da ogni Stato membro, e allora tu vai a allungare un altri 20 giorni, un mese la procedura, e quindi con magari in frigorifero i vaccini. Anche questo è un altro problema. Sicuramente, quindi insomma inizia questa nuova fase di convivenza anche con la circolazione del virus, che deve però in qualche maniera richiamarci alla responsabilità nei comportamenti. Pozza, io la ringrazio per essere stato con noi, grazie mille. Vedo che intanto sta arrivando il presidente Zaia, per cui noi andiamo a collegarci con la Protezione Civile di Marghera. Grazie a Mario Pozza, linea a Marghera. E non mancherà la sua mancanza, perché io sto qui anche poco, anche oggi. Fate le domande come al solito, non mi sono mai negato per le domande. Quando che te cominci a fare domande belle, io darò risposte belle. Allora, intanto iniziamo una bella notizia. La signora Domenica Longatti oggi fa 105 anni, le facciamo gli auguri, di Malcesine. E penso proprio di sì, perché peraltro una riunione di questa mattina, a parte un piccolo nucleo di over 80 che non riusciamo a rintracciare, ma con non poche difficoltà, e quindi ringrazio anche i sindaci perché ci stanno dando una mano, e poi scopriamo che un po' quando le rintracci sono per non vaccinarsi, e altri invece magari sono irreparibili per una montagna di motivi che adesso non sto qui neanche a dirvi. Però voglio anche ricordare, ne approfitto, che per gli over 80 resta sempre aperta la possibilità terminale di prenotare la vaccinazione. Se non possono farlo personalmente, possono andare in qualsiasi farmacia del Veneto. Però inizierei con il bollettino. Allora, anche perché poi sapete che oggi abbiamo anche una videoconferenza alle 15:30 con i presidenti di regione nuovamente. Non escludo che poi ci siano sviluppi anche in giornata, quindi resterei. Allora, test rapidi sono 4.202.000, test molecolari 4.887.000, insomma sono 9 milioni e 90.000
test fatti ad oggi, 9.090.000. Positivi nelle ultime 24 ore sono 1.060. C'è ancora qualcuno che chiede perché usiamo i cartelli, perché si ricorda, la memoria visiva si chiama questa. Ultime 24 ore 1.060 su 37.641 tamponi, 2,82 di percentuale di incidenza dei positivi sui tamponi fatti. Numero dei positivi dal 21 febbraio 2020, 405.031. Questi sono solo quelli che abbiamo trovato con i tamponi, quei famosi 9 milioni di tamponi. Oggi in quarantena ci sono 23.755 positivi, sto parlando proprio di positivi, non quarantene fiduciarie. Quanti sono i ricoverati? 1.654, meno 31. Per fortuna continuiamo a vedere questi segni in meno che fanno pensare bene. 1.654, insomma, sono sempre 1.654 persone in ospedale, però vi do solo un dato: 16 per 2 fa 32, siamo meno della metà di quelli di dicembre, perché era 3.004. Hai fatto? Prego. Come sono distribuiti questi 1.654? 1.425 in area non critica, 229 in terapia intensiva, meno 7 e meno 24. E 29 di terapia intensiva Covid, che si sommano ai 2,68 di terapia intensiva non Covid, e siamo a 497 terapie occupate. 24 sono i decessi nelle ultime 24 ore, 19.944 sono i dimessi guariti. Tanto a proposito di terapie intensive vi dico, penso che sia l'unica regione che lo ha fatto, forse anche per disponibilità, non lo so. Abbiamo prestato 2 ECMO, quindi stiamo parlando di respirazione intensiva, e quindi macchine intensive alle Marche. Abbiamo dato 2 macchine, si chiamano ECMO, alla regione Marche, nella speranza che ce le restituiscano quanto prima, ma non perché ci servono, perché vuol dire che hanno finito l'emergenza, e quindi volentieri lo abbiamo fatto, perché in questo momento possiamo farlo. Se fosse stato 20 giorni fa avremmo dovuto dire di no. Se è respirazione intensiva, sono macchine da terapia intensiva. L'R con T è 0,71, l'incidenza 126,8, allora 0,71 R con T, incidenza 126,8, il tasso dell'occupazione della terapia intensiva è 22%, la soglia critica è 30, il tasso dell'occupazione dell'area non critica è 20%, la soglia è 40, quindi noi siamo di fatto, a meno che non cada un meteorite, siamo in zona gialla. Questo per dire che insomma, lo eravamo anche la scorsa settimana in zona gialla, dal punto di vista di parametri. Di fatto poi con il nuovo decreto noi saremo in zona gialla e quindi scatteranno tutta una serie di misure che avete conosciuto in queste ultime ore, che sono quelle dell'apertura dei ristoranti all'aperto, che sono quelle dell'apertura del cinema e teatri e quant'altro. Sul nuovo decreto non vi nego che noi qualche perplessità ce l'abbiamo, spero vivamente, ma guardate, io ho difeso questa posizione, mi permetto di dire, di astensione, penso che sia una posizione di responsabilità, anche perché alla fine si va a interpretare un'istanza che arriva da tutte le regioni italiane, non sto parlando di istanza politica, cioè sto parlando di linee guida che noi abbiamo presentato, che sono nate negli uffici
della Regione Veneto, le abbiamo presentate in nome e per conto delle regioni italiane, e quindi questa è un'istanza di una visione di riapertura che, ripeto, è un'apertura che noi non facciamo, non è un débloccage, no? Non è una vernice, è sostanzialmente aprire le ultime attività che non sono aperte. Guardate che non è irrilevante questo ragionamento. Cioè non siamo a maggio del 2020 quando dovevamo ripartire, rimettere in moto i motori. Oggi i motori non sono neanche al minimo, scusatemi se lo sottolineo, ma voglio ricordarvi che oggi i motori sociali ci dicono che le strade sono piene, che le scuole sono aperte, ma che abbiamo ancora delle attività chiuse. E quali sono? Ristoranti, bar, cinema, teatri, palestre e spettacoli viaggianti, intrattenimento, eccetera. Ma la stragrande maggioranza delle attività economiche lavorano, tanto è vero che ci sono anche dei comparti produttivi che dichiarano onestamente di aver fatto record di fatturato. Ci sono dei comparti dove è andato bene per tutta una serie di dinamiche, no? Quante volte avete sentito la frase la gente resta di più a casa e quindi fa delle scelte personali che sono diverse da quelle che faceva prima, essendo più libera. Se parlate con gli istituti bancari vi dicono ad esempio che sono aumentati notevolmente i risparmi bancari. Perché? Perché con il blocco del pagamento che so dei mutui, piuttosto che con la riduzione della spesa pro capite perché uno resta a casa, ad esempio c'è molta liquidità a livello bancario, non c'è a livello sociale, ma a livello bancario questo ci viene detto. È bene saperli questi dati perché poi ci aiuteranno a fare anche altri ragionamenti. Allora io penso che noi oggi portiamo avanti l'istanza delle regioni, quando dico noi governatori in generale, ma anche dei comuni, perché io ho sentito parlare il presidente De Caro di ANCI piuttosto che il presidente di UPI e tutti sono in linea con il fatto che, mi permetto di fare una sintesi che faccio io personalmente, cioè ci vuole una ratio per leggere un decreto. Bisogna che tutto abbia un senso, no? Sentite, se sento il sindaco di Verona che mi dice scusa, ma se c'è la possibilità di aprire il cinema e i teatri e l'Arena di Verona è un teatro, ma se mi resta coprifuoco alle 22 che stagione lirica faccio? Alle 4 del pomeriggio? Ma se è vero che si possono fare le partite di calcio tra Scapoli e Mogliati dal 26, è altrettanto vero che la palestra però resta chiusa e si aprirà il 1° di giugno. Allora noi come regioni abbiamo fatto delle linee guida, ma non fatte con la casacca politica, le hanno fatte i nostri direttori del servizio di prevenzione, cioè coloro che tutti i giorni lavorano con questi temi. Hanno trovato delle soluzioni. Ad esempio non neghiamo che per i ristoranti, vi dico cosa prevedono le linee guida, prevedono l'apertura pranzo e cena con le linee guida, con il distanziamento canonico, e anche in zona rossa aumentando il distanziamento tra tavoli, portandolo fino ai 2 metri. Sì, obbligo di apertura delle finestre, areggiamento, eccetera, tutti questi aspetti. Allora io penso che sia fondamentale guardare in faccia la realtà. Spero vivamente che il Presidente del Consiglio prenda in mano questo dossier. Perché dossier? Perché oggi è oggetto di dibattito, è innegabile che sia oggetto di dibattito, se lo è dal punto di vista politico, lo è anche dal punto di vista amministrativo, visto e considerato che le regioni si incontreranno alle 15:30 per parlare ancora di questi temi. Quindi se ci sia modo assolutamente di affrontare una revisione. Beh, insomma un tagliando lo si può fare, no? Un tagliando potrebbe essere una, come si può dire, una situazione di buon senso, no? E diciamo che tutti possono cambiare idea, diciamo, è anche una delle caratteristiche, diciamo, dell'essere umano, no? Cioè, io penso che davanti ai fatti che portano le regioni e gli enti locali si debba metter mano a alcune di queste misure. Faccio un esempio, le scuole. Allora, noi abbiamo fatto un incontro portando le linee guida dicendo attenzione, occhio all'agenda metropolitana che basta prendere autobus, perché non ci sono. Tanto è vero che siamo stati ascoltati e hanno chiuso la riunione dicendo faremo un 60%. Se poi uno entra Papa in Consiglio dei Ministri e esce Cardinale, sto parlando che sto 60 diventa 70, qualcuno mi dovrebbe spiegare la ratio di portarlo a 70.
quando noi già ci eravamo organizzati con le riunioni, con le prefetture, con la volontà di aprirle le scuole. Dopo l'assessore Lanzarin vi darà i dati, tanto per parlare di assunzione del rischio, dopo di me vi darà i dati dei focolai scolastici. Non è proprio che siamo tutti liberi, non c'è nessun problema, però anche lì ci siamo assunti una dose di rischio, no? Questo paese ha deciso che le scuole devono essere aperte, è un segnale che va in questa direzione, però sapendo che ci sono dei focolai, sapendo che va fatto il contact tracing, che abbiamo le scuole sentinella, che abbiamo i tutor per l'autosomministrazione, eccetera. Anche lì noi chiediamo che si torni al 60% come inteso, perché altrimenti sballa tutto. Io penso insomma che ci siano i presupposti per affrontare questi temi. Non sono temi da contrapposizione politica, io penso che sia chiaro che anche il mio partito, penso che di citazioni come queste ne avrò fatte 3 in un anno di questa conferenza stampa, si è assunto anche la responsabilità di portare un'istanza, e penso che questo sia fondamentale e sia stato fatto bene. Io ho condiviso fin dall'inizio questa posizione perché penso che sia coerente con quello che abbiamo detto. Guardate, qui non è una questione di essere aperturisti o chiusuristi, non è una questione di aver capito tutto o non aver capito nulla, L'ho detto anche oggi in un'intervista, cioè non ci servono i premi Nobel per farsi spiegare che se uno si chiude in casa non finisce sotto un'auto e non si ammala di coronavirus. Non serve andare tanto a scuola. Il vero tema è che la vera sfida è capire come gestire questa fase, che è una fase che in maniera innegabile dovremmo affrontare. Guardate che il messaggio che da oggi l'ambasciatore americano ti fa venire il brivido lungo la schiena. Quante volte ve l'ho detto che i messaggi che vengono colti a livello internazionale sono una sintesi o di una dichiarazione fatta da un buon opinion leader o da una sintesi di un provvedimento amministrativo o legislativo. Ne avete la riprova oggi. Cioè, l'ambasciatore americano dice ai suoi concittadini negli Stati Uniti, fra l'altro paese che sceglie il Veneto, dice: sentite, c'è qualcuno di voi, perché anche qua si fa l'ironia, ma non sarà mica un problema sto coprifuoco da 22 alle 23, ma voi andreste in vacanza o meglio ancora comprereste un pacchetto di viaggio da fare, che so, a luglio, agosto, sapendo che c'è il rischio che dovete chiudere in albergo o nella tenda se andate in campeggio alle 10 di sera? Cioè, è inevitabile che uno si guardi in giro e dice: va, forse che c'è anche a posti dove non c'è il coprifuoco. Non mi risulta che ce ne siano tanti col coprifuoco in giro per il mondo. Per dire che questa non è una posizione fondamentalista da pas d'aranci, mancherebbe, il virus c'è, non bisogna abbassare la guardia, lo dico sempre ai cittadini, nessuno ha la sfera della verità in mano, guardate. Sempre gli esperti, io lo dico sempre, anche quelli che sanno nuotare si annegano, quindi gli esperti non esistono, anche chi sa nuotare si annega. Allora, è inutile, nessuno ha la sfera della verità. Qua, se andassimo a raccogliere le dichiarazioni di tutti quelli che sa tutto, vedremo tutto il contrario di tutto, sembra quasi uno scioglie-lingue, perché poi alla fine, allora, se andassi a vedere le dichiarazioni di molti di 2 o 3 mesi fa, davano una situazione epidemiologica diametralmente opposta di quella che oggi abbiamo, e magari fra 2 o 3 mesi abbiamo una situazione che oggi speriamo di avere e non abbiamo. È così, però guardate, è fondamentale dare un segnale. La prima industria in Veneto è il turismo, 18 miliardi di fatturato, 72 milioni di presenze, 68% di queste presenze straniere. Quando tu vivi di un'industria che già soffre molto, è in ginocchio, vivi per il 68% di turisti che vengono dall'estero, quando noi comunichiamo abbiamo l'obbligo di essere chiari. Guardate, io ho fatto un incontro con la stampa estera, perché me la sentivo sta roba, no? L'ho fatto una settimana fa. Io ho fatto l'incontro per ringraziare tutti i turisti stranieri, dire che noi siamo aperti, ma ripeto, noi saremo aperti. Noi non rinunciamo a questa stagione, ma sentite, abbiamo guidato a 100 all'ora, bendati contro mano a maggio dell'anno scorso, non avevamo i vaccini, non avevamo i farmaci monoclonali, sì, farmaci poi sono, gli anticorpi monoclonali,
Non avevamo la diagnostica di oggi perché avevamo appena lasciato alle spalle il pungidito per passare al test rapido di prima generazione e abbiamo aperto e sentite, a voi risulta che abbiamo fatto un'estate di devastazione? Nonostante qualcuno andasse in giro a dire che eravamo pieni di malati dappertutto, a me non risulta. Perché i dati, se qualcuno li volesse, anzi vi farò fare lo studio di cosa è accaduto la scorsa estate, così rinfreschiamo la memoria a tutti di quanti contagiati abbiamo avuto, quanti tamponi abbiamo fatto e quanti malati abbiamo ricoverato e quanti morti abbiamo avuto. Ma è così accaduto in tutta Italia. Cioè noi mettiamo a rischio la nostra stagione turistica e non esiste. E come vi ho detto ieri, il cliente ci mette una vita a fartelo e un secondo a perderlo. Prego, se avete domande poi passo la parola all'assessore Lanzarin che vi dà uno spaccato di quello che è la scuola. Tosato, Zambon. Domani c'è l'ingegner Fattori con il tabellone famoso. Prego. Tosato, Zambon, Mascati e Prigioni e Vanzani e Andrioli. Buongiorno. Il presidente della conferenza delle regioni Federica si è particolarmente inferocito affermando che era stato concordato un testo di decreto, c'era stato un accordo e poi questo accordo è stato modificato. Lei stesso accennava al discorso scuola in presenza, no? Cioè ha detto ci siamo messi d'accordo sul 60 e ci ritroviamo al 70. Ci sono altri punti che avevate concordato con il governo che sono stati disattesi? No, noi abbiamo presentato le linee guida, abbiamo presentato in maniera anche tecnica se volete tutte le nostre istanze. Dopodiché c'è stata un'intesa per valutare tutte queste istanze, peraltro per il tramite anche del CTS, ma così non è avvenuto. Peraltro il CTS, qualcuno mi dice che ha scritto anche che rispetto al coprifuoco dice una scelta politica. Cioè capite che se il coprifuoco è una scelta politica non è scientifica, ma infatti è difficile da dimostrare scientificamente, a meno che tu non sia in un posto nel quale a Baldoria inizia alle 10 della sera, uno dice vabbè, fermi. Abbiamo fatto con lo spritz, no? Vi ricordate? Tutti seduti dalle 2 del pomeriggio, se volete bere lo spritz. Ma qua alle 10 di sera non è che qua non siamo a Ibiza, cioè. Ecco, lei prima ha detto qua non c'è contrapposizione politica, noi ci facciamo carico di posizioni degli enti locali, del territorio, delle categorie economiche. C'è anche però una lettura che vede il suo partito, la Lega, Salvini, impegnati in un gioco a rialzo continuo, cioè un piede al governo e un piede all'opposizione. No, guarda, decisamente questo non è un gioco a rialzo. Il nostro riferimento al governo è il Presidente Draghi, questo è un governo di unità nazionale e noi, il segretario Salvini sceglie e ha scelto, secondo me giustamente, di sostenere con responsabilità questo governo. L'alternativa sarebbe stata l'oblio, no? Per questo Paese. E penso che il Presidente Draghi sa che ha una forza politica di riferimento che giustamente porta le istanze del popolo. Se dopo una colpa anche portare le istanze dei cittadini, non in maniera demagogica, perché poi io sono qua tutti i giorni e dico guardate, lavate le mani, la mascherina, distanziamento, insomma penso che ormai mi conoscete. Ma dopo se c'è qualche compagno di viaggio che approfitta di questo, peraltro non lo so dire, compagno di viaggio non della Lega, però insomma io lascerei alla politica discutere questo. Noi guardiamo in faccia la realtà, le istanze delle regioni non sono state colte, punto, che hanno colore politico variegato da destra a sinistra. Le chiedo un'ultima cosa perché proprio sempre 3 domande. È la tria faciunt capitolo, ma a lei che piacciono le citazioni? No, sì, però io il latino non l'ho studiato. Vabbè, cosa vuol dire? Ma no, è un passo di Vitruvio che dice che 3 elementi compongono il capitolo architettonico, è un simbolismo, insomma. Ma questi sono dettagli. La Trinità. Volevo chiederle una cosa che riguarda invece la ristorazione. Sì. È una cosa specifica, magari non
chiedono dei ristoratori, noi abbiamo dei contratti per il servizio mensa, ecco, all'interno, possiamo dar da mangiare ai lavoratori all'interno o dobbiamo metterli fuori? Magari forse non è ancora chiaro, non so se... Non è chiaro, ma noi abbiamo già mandato all'ufficio legale di chiarirlo, per noi sì, Adesso per carità, fermi tutti, vogliamo fare una FAQ, come si dice, no? Un quesito in maniera tale da scriverlo, in modo tale che qualcuno si prenda a verbale e poi dice è stato Zaia a dirmelo. No, va bene. Aspettate. Però effettivamente anche questo è un vulnus, ma come è un vulnus quello delle palestre al coperto, quando si possono aprire? O gli alberghi che la sera hanno la ristorazione? Può mangiare in albergo. Certo. Allora ne sapremo di più magari. Sì, ma guardate, buon senso vuole che comunque di minima chi ha i contratti con i lavoratori all'interno non è che uno dice oggi piove e non mangia nessuno, cioè, anzi oggi piove sarà il nuovo cartello, no? Va bene, grazie. L'abbiamo fatto durante il lockdown, vi ricordo questo, scusami Martina, durante il lockdown, prego. Martina Stambò. Buongiorno. Buongiorno. 2 domande veloci. Lei ha detto oggi ci ritroviamo con i presidenti di regione alle 15:30, ci saranno evoluzioni, ne sta parlando anche rispondendo al collega. Il punto è essenzialmente il coprifuoco su cui si battaglierà o che altre priorità come punti di caduta avete? Secondo me il punto di caduta è quello delle linee guida, noi le abbiamo elaborate. Per carità, se ci vuole essere un dibattito con la comunità scientifica che rispettiamo del CTS è giusto che ci sia, ma alcune cose sono, come si può dire, senza senso, incompatibili tra di loro. Cioè, se si guida a destra bisogna che guidino tutti a destra, non puoi vedere qualcuno che arriva contromano, perché vuol dire che c'è un errore nella stesura del provvedimento, no? Ma un punto di mediazione che potrebbe soddisfarla? Ma si chiama buonsenso il punto di mediazione. A me sembra che in alcuni aspetti non ce ne sia. Va bene. L'altra domanda invece riguarda i vaccini. Il Veneto sta vaccinando tanto, è una delle regioni che sta vaccinando di più, forse quella che in proporzione sta vaccinando di più. Volevo chiederle un aiuto per capire come mai altrove si stanno iniziando a vaccinare ad esempio i 60enni. Vuol dire che noi abbiamo più persone anziane o no, è una scelta strategica che noi confermiamo, perché noi abbiamo deciso di fare per target. Allora è vero che da un punto di vista sanitario l'età è direttamente proporzionale al rischio, diciamo. Allora sappiamo che i maschi sopra i 65 anni e le donne sopra i 75 anni sono le categorie più a rischio. Sappiamo che gli over 60, sopra i 60 anni, quindi i signori, utilizziamo sempre questo termine sopra i 60 anni, cittadini sopra i 60 anni, su 100 cittadini che si contagiano, 3 rischiano purtroppo di perdere la vita. Quindi noi mettiamo in sicurezza scendendo con l'età. Tant'è vero che abbiamo avuto un crollo, ad esempio, delle casistiche sugli over 80, dell'80%. Scendiamo, abbiamo di fatto finito, come vi ho detto, gli over 80. Vi annuncio che per i primi di maggio, noi ci siamo andati il 5 maggio, vorremmo arrivare all'80% degli over 70 e solo dopo quello scoglio cominciamo ad aprire gli over 60. Ma perché? Perché si rischia poi di non averne più a sufficienza per riempire le giornate. Vedo statistiche dove dicono ma quella regione ha vaccinato di più, il Veneto, no, scusate, il Veneto negli ultimi giorni ha vaccinato poco perché ha vaccinato prima. Cioè non è che funziona che hai i compiti per casa da fare durante le vacanze e vai il 1° settembre in casa di tutti gli studenti e dici guarda questo quanto ha lavorato oggi. Invece quell'altro non ha fatto neanche un esercizio oggi, sì, perché che abbia fatti a giugno, avete capito? Cioè io vedo delle statistiche, cioè chi ha vaccinato di più negli ultimi 3 giorni? Sì, qui che aveva i vaccini li ha fatti prima che ha vaccinato di più, no, non è che vuole un premio Nobel della matematica. Quindi le regioni che stanno vaccinando gente più giovane scelgono di mettere una in scelta delle regioni, delle età diverse? È una scelta delle regioni che noi non condividiamo. Nel senso che noi facciamo per classi di età e veniamo giù. Sì.
No, ma siccome si può aprire fino ai 60 anni... Loro aprono in parallelo tanto. Sì, ma non ha senso. Cioè noi non lo facciamo. Perché il 70enne rischia di più di un 60enne, cioè è inevitabile. Ultimissima cosa mi è venuta in mente ora, specifica. Su Padova il tema della ancora non disponibilità alla prenotazione per i disabili dell'Usle-Uganea, che credo sia l'unica che ancora come disabili dell'Usle-Uganea? Avevamo un pezzettino in pagina oggi, le vaccinazioni per i disabili, è l'unica ULS che ancora non ha la disponibilità alla prenotazione. No, c'era la classe del 51 forse. Sì. Se vuol dire c'è. No, allora siccome prima io ero anche a Padova e quindi è stata anche chiesta questa cosa qui, dicevano che stavano risolvendo, ma era il problema della classe, cioè dei disabili che sono con una classe inferiore al 1951. Sì, esatto. Perfetto, perché allora tutti gli altri che sono inseriti si possono prenotare e non c'è problema, cioè sono inseriti come i codici, si stanno già prenotando, quindi non c'è problema. Però ci sono quelle situazioni in cui noi non li avevamo in anagrafica e quindi abbiamo fatto la forzatura, se vi ricordate, col sistema. In quel caso lì avevano messo solo quelli sopra i 70 anni perché si era verificata che arrivava tanta gente, tutto da controllare, e anche gli esempi che citava anche il Presidente qualche giorno fa, tra fragili e disabili. Colesterolo alto, fragile. Però sono pochissimi, quindi però lo stanno risolvendo, ma era solo legata a questa questione. Ok, grazie. Fatto sta che noi abbiamo fatto la scelta, comunque ieri lacuna mia nella risposta, abbiamo fatto la scelta di bloccarli agli over 70 in maniera tale di dire che comunque andiamo a intercettare sempre quella classe di età. Solo quelli che arrivavano con l'autocertificazione. Sì, quelli con la forzatura e basta. Non gli altri. Quelli che erano già inseriti si possono prenotare, si potevano prenotare qualsiasi età. Cioè, i numeri, se volete magari vi portiamo un giorno i numeri dei fragili, disabili, vaccinati. Si sta vaccinando forte. Pensate, Venezia stamattina ha dato un numero 2000 fragili e 1000 caregiver, per cui sono numeri, insomma, non sono pochi, in programma nei prossimi giorni. A posto Martina, allora Moscati, poi Vanzan, poi Andrioli, poi Giacomuzzo. Grazie. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Niente, io volevo tornare appunto sul CTS che ieri è uscito dicendo che non aveva dato nessuna indicazione sul coprifuoco. In effetti questo qui cozza anche di fronte agli nuovi studi delle aperture, cioè della impossibilità di contagiarsi stando all'aperto. Proprio per questo non si capisce come mai sia stato prorogato. Il problema adesso qual è? Non so se lei ha seguito l'associazione Io Apro, che è il movimento Io Apro, che hanno presentato a Roma un governo ombra, hanno fatto questa provocazione. Hanno fatto una provocazione, hanno presentato un governo ombra, tra cui dei ministri, il Presidente del Consiglio, eccetera. Tra i ministri c'è anche il trevigiano della palestra Dorian Gray di Maser, mi pare, adesso non mi ricordo esattamente, comunque è stato in televisione varie volte. E loro hanno fatto questa provocazione, chiaramente però in collaborazione con tante altre movimenti, associazioni in questo momento. In questo momento particolare si stanno muovendo proprio in seguito a questa cosa. Non c'è anche un pericolo proprio sociale di rivolta, diciamo, di queste categorie che sono penalizzate al massimo con il coprifuoco, visto e considerato che mangiare non si può, insomma, andare via alle 9:30 e arrivare alle 9, insomma. Sì, premesso che non si può neanche mangiare a prescindere dal coprifuoco. Appunto, tra l'altro. Premesso che c'è anche questo problema. Ma di tensione sociale ce ne sarà sempre di più, penso che sia visibile, palpabile. Sapete, a questo si aggiunge anche un effetto non misurabile che è rappresentato dal fatto che, ma l'abbiamo visto nella storia dell'uomo, no? Pensate al periodo del proibizionismo negli Stati Uniti, che è stato il periodo nel quale poi si è consumato l'alcol, cioè sembrava quasi un contrappasso, no? Cioè il vero tema qual è? Io ve l'ho detto in tempi non sospetti a settembre, no? Guarda, ho detto non c'è più lo spirito di marzo, quindi bisogna capire che non possiamo andare avanti a restrizioni. Allora,
Queste ulteriori restrizioni cosa ci portano a dire? Che i cittadini resteranno tutti a casa, ligi al dovere, o che comunque si è sfilacciato questo patto sociale? Perché se sarà così, immagino che sarà così, perché qualche segnale ormai è palpabile e visibile, finirà che per assurdo non riusciremo neanche a controllare l'infezione, proprio perché vittima di questo fai da te che poi nasce, no? Che va da tutto quello che si sente, no? Di chi si organizza in casa per la comunione, perché chi deve fare una festa o altre forme di assembramento, altre cose che accadono. Per cui chi legifera deve trovare un punto di equilibrio, perché non è sempre vero che la restrizione ti porta al risultato, e soprattutto dopo 16 mesi, quanti mesi sono passati, penso che sia... Ma infatti quello che la gente proprio non riesce esprime come domanda, dice ma quando voi vi riunite come regioni fate notare ai membri del governo che queste restrizioni stanno ormai, a parte uccidere l'economia, a parte tutto il resto, dal punto di vista sociale in questo momento è un problema grandissimo, perché è come star seduti su una bomba che sta esplodendo. Questo sì, ma aggiungo anche di più, anche formalmente, perché abbiamo presentato delle linee guida che prevedevano le aperture come regioni, per cui più di così. Grazie. Prego. Alda Vanzà. Buongiorno. Buongiorno. Quindi, ritornando sul decreto, il Consiglio dei Ministri l'ha approvato, la Lega si è astenuta, di fatto è approvato. Quindi voi oggi chiedete che il Presidente del Consiglio dei Ministri torni sui suoi passi e modifichi, da quello che ho capito, coprifuoco e scuola? Questa è la mia considerazione che porterò alla riunione della Conferenza delle Regioni, ma non solo sulla scuola, in generale, che rivaluti le linee guida delle regioni. Quindi a pochissime ore dall'approvazione del decreto il governo dovrebbe rimodificarlo. Lei dice modificare l'idea si può. Ma che si tenga conto delle istanze delle regioni. Poi se non lo fa oggi, fra qualche giorno, insomma, capiamo tutti che non può essere proprio così automatico, però si prenda in considerazione che se le regioni hanno fatto delle proposte le hanno fatte sulla base scientifica. Presidente, nel caso in cui invece il decreto rimanesse così com'è... Abbiamo l'obbligo dell'applicazione. Prego? C'è l'obbligo di legge dell'applicazione. Certo. Siete pronti con la scuola al 70%? Cioè, o meglio, siete pronti? La vicepresidente, cosa può succedere? La vicepresidente, per quanto riguarda i trasporti, sta lavorando su questo, però ci mette in difficoltà. Ripeto i dati, lo dico a beneficio di chi si fosse perso il discorso ieri: 2.400 autobus di base, 500 li abbiamo recuperati sul libero mercato con l'apertura, con la riduzione del 50% della capienza degli autobus. Oggi, se dovessimo andare al 100%, ci vogliono altri 1.000 autobus, 100% in presenza, che non ci sono sul mercato. E col 70%? Col 70 ce ne vogliono sempre più di quei 500 che abbiamo. Col 70% si troverebbero autobus? È complicato. Guardate, ve lo dico già, c'è una ditta della Puglia che scrive in continuazione dicendomi che hanno gli autobus. Io ho fatto segnalare alla prefettura che se c'è questa necessità che valutino, anche perché si fanno gare, però ve lo dico onde evitare che poi vi arriva una telefonata in redazione e dice hai visto che c'erano gli autobus. Però è l'unica ditta che ha scritto, cioè, potrei dirvi nome e cognome. Non so come mai dalla Puglia fin qua nessuno lo ferma e dice mi servono gli autobus. Siccome comunque mancano pochi giorni al ritorno in classe al 70 o quello che sarà per cento, lei conferma che ogni tavolo provinciale prenderà le sue decisioni? Sì. Quindi Venezia potrà decidere il 70, Padova il 71 e cose come previsto dal decreto che non dà limiti. C'è da dire poi che se ci pensate, se una regione non sa se è rossa o arancione, lo sa oggi. Domani? Sì, scusa, domani, perché domani è venerdì, e il tutto diventa operativo da martedì. C'è una roba, come fai a programmare? Vabbè. Invece poi magari ce ne parla anche l'assessore Lanzarin. Il progetto delle scuole sentinella, quindi il testing agli studenti, ha consentito in una scuola di trovare dei ragazzi positivi e grazie appunto a questa possibilità hanno fatto il tampone prima rapido
a tutti i ragazzi, che sono risultati negativi, questa scuola particolare, e sono ritornati a scuola a distanza di 2 giorni. L'obiezione o comunque la perplessità sia degli studenti, delle famiglie che delle scuole è: ma se la malattia, il virus si può manifestare anche nei prossimi giorni, ha senso farli tornare tutti a scuola anche se adesso sono tutti negativi? Forse era meglio tenerli a casa qualche giorno in più. Ma guardate, queste sono linee guida della prevenzione? Sì, è la prevenzione, però c'è da dire una roba, scusatemi. Si va male a riferire, dopo l'assessore vi parlerà dei dati, perché bisogna capire il contact tracing come è venuto, cioè capire se ad esempio il positivo era sintomatico e se lo era da quanti giorni. Noi non sappiamo queste cose, perché se una persona che era lì con raffreddore da 4-5 giorni avevamo già la copertura per poter dire che gli altri erano infettati o non lo erano. Cioè, bisogna vedere la storia epidemiologica di questo positivo e dei suoi rapporti con il resto della scuola, al di là delle linee guida. Possiamo chiamare la dottoressa Russo che vi dà un focus su quanto è accaduto. Cioè non è proprio che è automatico. Comunque in questa scuola è successo questo, hanno trovato due ragazzi positivi, sono stati a casa tutti quanti, hanno fatto il controllo, dopo 2 giorni sono tutti in classe. La preoccupazione è... Solo le classi dei ragazzi? Sì, la classe dei ragazzi. Vabbè, secondo me si può fare un approfondimento. Sì, assolutamente sì, però bisogna conoscere la storia epidemiologica di quel positivo per capire che contatti ha avuto, quando è andato a scuola, quando non c'è andato, per questo, e poi capiamo la scelta che hanno fatto. Questa compete alla prevenzione, non è una scelta, e quindi ricordiamoci, ma arriva la dottoressa Russo. Facciamo fare una relazione, O la invitiamo qui? Ci dite la scuola, facciamo comunque le verifiche e poi veniamo a relazionare. Sì. Ok, poi vediamo i dati, grazie. Grazie. Andriolli. Salve Presidente. Buongiorno. Turismo e situazione globale dell'epidemia. Non sta andando bene in Asia, non sta andando bene in Sud America, ha poco da dire anche gli Stati Uniti, ma il comune mezzo gaudio, a Parigi il coprifuoco scatta alle 20 e addirittura prima era alle 19, prima ancora era alle 18 fino alle 6 del mattino. Dire di riaprire in sicurezza e anche avere una visione non solo localistica ma averla anche globale, sapendo che poi turismo vuol dire movimenti. Se non sono in sicurezza non garantisci che riesci a contenere il contagio. Se non riesci a contenere il contagio c'è il rischio di una terza, di una quarta, di una quinta. Conciliare tutto quanto, al di là dei partiti e delle ideologie, mi sembra di essere tornata indietro anche nei mesi, che adesso capendo che ci sono delle fette intere di economia che sono ferme, ma se si riparte al di fuori delle regole non c'è un rischio ancora più grave di ripartire con il contagio? No, ma intanto diciamo che le regole che hanno proposto i servizi di dipartimento delle prevenzioni delle regioni sono regole proposte dai tecnici, prima cosa. Seconda cosa, è fondamentale dire anche che noi abbiamo invocato, io in particolar modo con forza, che in questo decreto si stabilissero anche delle regole rispetto alle movimentazioni con gli stranieri. Cioè un turista americano che viene qui ancora oggi sa che deve fare la quarantena, ha senso se quel turista è già vaccinato? Secondo me no. E così il testing con i tamponi o quant'altro, penso che ci siano delle cose da chiarire. E appunto ci sono ma veramente grosse contraddizioni anche solo pensando agli spostamenti. Un pass vaccinale o il pass verde crea delle differenze fra la popolazione, tra chi ha avuto Covid e quindi è immunizzato, tra chi è vaccinato, tra chi non lo sarà forse per mesi e magari è costretto anche a muoversi. Declinarle tutte insieme. Ma intanto sul Green Pass, come viene definito, il Green Pass non c'è ancora chiarezza su come poi verrà effettivamente utilizzato. Rischia di essere dal punto di vista sociale diciamo sperequativo, perché immaginatevi se i tamponi per poter viaggiare dovesse una famiglia pagarseli, no? Se ha dei figli o una persona che non è abbiente o non ha possibilità di pagare. Dall'altro va regolamentato in maniera assolutamente uniforme, e secondo me questa fase di testing deve essere garantita gratuitamente ai cittadini che devono spostarsi, se no ci sarà chi può permettersi di spostarsi e chi no. Ma questo è stato detto dai presidenti di regione, cioè, ne abbiamo discusso di questo. Okay. Prego.
Giacomuzzo. Buongiorno. Buongiorno. Scusi, io ritorno sulla questione delle linee guida, ma che idea si è fatto del perché alla fine sono state ignorate? Non ho minimamente un'idea, perché alcune sono anche delle contraddizioni se ci pensate. Penso che forse sia stata sottovalutata la proposta delle regioni, penso che sia evidente, ma le regioni, guardate, non hanno mai operato in contrapposizione con il governo di turno, questo deve essere chiaro. Prova ne sia che la nostra è sempre stata una votazione unanime rispetto ai provvedimenti del governo, e lo sarà e lo è anche rispetto alle nostre proposte. In questo caso non abbiamo dato il consenso al provvedimento perché questo è un decreto, non è più un DPCM, quindi essendo un decreto legge. Non so se il governo poi sceglierà magari di aprirne la discussione a brevissimo in Parlamento e dice risolviamo il problema in Parlamento, ma questa è una decisione che deve prendere il governo su questo. Lei esclude comunque che ci sia una visione politica sotto questa scelta? Ma no, guardate, penso proprio di no, penso che ci siano le possibilità di fare collimare le istanze delle regioni con la tutela della salute. E dopodiché penso che dialogare e confrontarsi sia fondamentale per risolvere il problema. Grazie, poi le chiedo un'altra cosa. Johnson & Johnson sì. Ha un'idea di numeri che sono in arrivo in Veneto? 14.650 oggi. E la ricaduta sulle vaccinazioni, sul piano di vaccinazione che per over 60. Avere over 60. Sì. Sì. Oggi arriva. Ok. Un'ultima cosa, le segnalo un blackout, un cortocircuito che è avvenuto a alcuni conviventi di malati fragili, in particolare di fibrosi cistica. Chi è malato di fibrosi cistica sappiamo ha diritto della vaccinazione come fragile, sì. In teoria anche il convivente. Cosa è successo? Che i malati sono stati, mi segnalano, sono stati vaccinati all'ospedale, al centro dove sì. vengono curati. Non sono stati vaccinati lì i familiari, che quindi hanno tentato la strada del portale o del numero verde, e il numero verde sostiene, mi dicono, che pur rientrando nella fascia degli aventi diritto, leggo, la prenotazione non la potevano fare perché la vaccinazione doveva essere eseguita congiuntamente al paziente, per cui mi segnalano questo cortocircuito per cui i conviventi non riescono a farsi vaccinare. Se abbiamo i casi proviamo a affrontare poi l'assessore. Rientrano questi conviventi nella categoria? Dei fragili, sì, mi danno conferma, anche perché alcuni sono addirittura 104. Non mi ricordo la tabella nazionale, però insomma tanto per capire, ma verifichiamo. Grazie. Allora, se non ci sono... scusami Antonella Prigioni, perdonami, ma siete nascostissimi. Buongiorno, volevo chiederle un chiarimento sempre sul pass vaccinale. Lei ha detto che ancora deve essere definito, ma sbaglio o prevede comunque, supponendo che tutti possiamo muoverci con il tampone dato i pochi vaccinati, che il tampone vale comunque solo 48 ore a prescindere dal fatto che non sia sì, gratuito? Ma è un limite proprio epidemiologico. Cioè per lavoro come ci si sposta? E sono esentati? Questo non è dato a sapere se lo spostamento per lavoro, per necessità, sia fuori da questo. Non si sa se è coram populi per tutto oppure se sia solo dedicato a chi fa turismo. No? Io questo non l'ho capito dal decreto. Però entra in vigore da lunedì? Cercheremo di capire anche questo. Perché diventa... sì, e quindi ci vogliono 48 ore. Sì. Diventa di fatto un divieto di spostarsi tra regioni. Se volete anche un po' una contraddizione anche questa, perché il Ministero della Salute parifica il molecolare alla terza generazione, quindi le macchinette con l'immunofluorescenza e tutto quello che è, e dopodiché se fai quelle però non sono più, casino. Grazie, buongiorno. Se non ci sono altre domande per il Presidente, lasciamo la parola all'assessore. Prego, Assessore. Sì, allora mi sembra che ieri il Presidente aveva detto che oggi avremmo dato un aggiornamento sui numeri delle scuole, no? Visto che insomma c'è anche la questione di riapertura delle scuole. Allora, poi vi sarà consegnata in giornata la tabellina.
Vi do i dati complessivi. Allora, i primi sono gli eventi cumulativi dal 7 gennaio al 22 aprile, quindi 7 gennaio 22 aprile, quindi il totale dei dati in questo arco di tempo, che vedono 4.723 eventi, quindi situazioni in cui si è verificato un caso di positivo, che hanno portato a studenti positivi 6.281, in isolamento in quarantena 76.905, docenti e operatori positivi 752 e in quarantena o in isolamento operatori e docenti 5.968. Il dato invece di quelli attivi al 22, perché questo era il dato cumulativo da inizio gennaio al 22 di aprile, mentre gli attuali positivi, quindi quelli che oggi sono positivi, quindi dato del 22, abbiamo 999, quindi 1 migliaio di casi, di eventi. Gli studenti positivi sono 1.409 e in quarantena ci sono 16.816 studenti. I docenti o operatori positivi sono 141 e in quarantena ci sono 1.255 persone, operatori o docenti. Questo è il dato di oggi. Quello precedente invece, che aveva numeri più importanti, se pensate solo agli studenti in quarantena, 76.000, 16.000, era quello cumulativo da inizio gennaio al 22 di aprile. Questo per le scuole. Come si diceva, sta andando avanti il progetto delle scuole sentinella, sia quello relativo agli istituti superiori, che sapete hanno stato individuati un istituto superiore per provincia, istituti grandi come dimensioni, in modo da avere anche un quadro importante. Stanno andando avanti, adesso non ho i dati degli ultimi istituti che sono stati fatti, però eventualmente, se volete, proviamo a fare una tabella riepilogolativa di tutti gli interventi, dove con anche il nome dell'istituto. Sono partiti anche l'altro progetto, che è quella invece, sempre scuole sentinella, quella legata alle terze medie e l'autosomministrazione. Noi abbiamo la regione Veneto divisa tra virgolette a metà, nel senso che una parte di province viene seguita dal professor Baldo, l'altra parte viene seguita dalla professoressa Tacconelli, che portano avanti questi due progetti. Ci risulta che progetti di questo tipo, di screening, quindi anche alla fine che danno uno spaccato importante per quanto riguarda appunto la circolazione del virus nelle scuole. Siamo oggi che stanno facendo progetti di questo tipo di screening noi e la Toscana, che la Toscana sta facendo dei progetti, quindi Veneto e Toscana sono i due che stanno facendo progetti. Vi do anche un altro dato che mi sono trovata, che avevo fatto chiedere, che questo vi mette in evidenza la differenza nelle case di riposo rispetto a inizio gennaio, quindi quando era appena iniziata la vaccinazione, e adesso fine marzo, quando invece la vaccinazione delle case di riposo, prima e seconda dose, perché le abbiamo fatti subito, è terminata, no? Allora, gli ospiti positivi che c'erano al 1° di gennaio 2021 erano 3.580. Gli ospiti positivi nelle case di riposo che c'erano al 31/3 sono 48. Se guardiamo i decessi, gli ospiti appunto dei centri, sempre servizi per anziani, cui sono morti, ci sono stati decessi, a gennaio 2021 erano 892, 892 decessi. A marzo 2021 sono 38. Quindi capite che il discorso vaccinazione, le case di riposo, sapete che per provvedimento nazionale sono state vaccinate subito assieme ai operatori sanitari, cioè i numeri sono numeri molto chiari, quindi sulla protezione che ha la vaccinazione.
e sull'importanza quindi di mettere in protezione il prima possibile le fasce più fragili e quelle che incorrono più in rischi. Da qui, come diceva il Presidente, la nostra scelta di continuare come da ordinanza del commissario Figliuolo, quindi con le categorie che sono state individuate, ma di chiudere le varie categorie prima di aprirne altre. Sì. Domande? Giacomuzzo, prego. Buongiorno Assessore, nei giorni scorsi abbiamo ospitato sul giornale di Vicenza le dichiarazioni del direttore di Euripa, Volpe, che ci spiegava che l'88% delle case di riposo, l'RSA, comunque tiene aperto le visite per i familiari degli ospiti, nonostante ci sia questo problema nazionale di fondo, per cui manca ancora una circolare che lo consenta di fare. A che punto è questo problema? Allora, Euripa ha fatto una ricognizione, ce l'ho anch'io, chiedendo appunto a tutte le case di riposo associate di dire se aprono, se hanno la stanza degli abbracci, se fanno le visite programmate, quanto tempo dura la visita, eccetera, ed è emerso questo dato che quindi le strutture hanno riaperto, insomma, quindi la maggior parte ha riaperto con modalità di protezione, ma riaperto. Noi abbiamo definito delle linee guida di riapertura, quindi uniformi per tutte le disposizioni di riapertura, in modo che siano applicate dappertutto, in base al fatto se le case di riposo sono covid free, se sono stati tutti vaccinati, oppure insomma con modelli specifici di questo tipo, e anche per gli ingressi, in modo che adesso sapete che quando entra una persona si chiede che la persona sia vaccinata, e questo evita quindi l'isolamento, la quarantena, cioè logisticamente anche, insomma, perché poi c'è un problema anche di ingressi, insomma, lo sappiamo. E quindi la prevenzione ha predisposto, insomma, questa bozza di linee, le abbiamo verificate con loro. Oggi dovrebbero arrivare le ultime osservazioni di Euripa, UNEBA, insomma delle associazioni che siedono al tavolo con noi, per poi diventare attuative. La volontà è quella poi, oltre che farle diventare attuative, anche di inviarle, avevamo già scritto al Ministero, per chiedere al Ministero, noi abbiamo fatto questo lavoro, sono le nuove linee guida di apertura, di accessi, chiediamo al Ministero di rivedere tutte le note, tutte le circolari precedenti e di abrogarle, cambiarle, aggiornarle, insomma che faccia quello che ritenga, ma che non ci sia quel vincolo di quelle note che rimangono ancora e che creano comunque delle difficoltà. Quindi stiamo facendo questo lavoro, l'incontro è stato fatto lunedì, mi sembra che oggi è il termine entro cui loro ci devono mandare le ultime osservazioni per poi chiudere per inizio settimana prossima, per quanto ci riguarda. E in queste linee di guida ci sono anche le indicazioni per i nuovi ospiti che entrano? Per i nuovi accessi, ossia per evitare che ci siano situazioni in cui il nuovo ospite che entra deve fare i 10 giorni di isolamento, e quindi da un punto di vista logistico bisogna comunque pensare che ci sia una stanza apposita, cioè loro devono organizzare tutte le attività. Chiaramente dipende se l'ospite che entra è vaccinato totalmente con la seconda dose, ha solo una dose, oppure viene fatto il vaccino contestualmente come quando entra, quindi con le diverse tipologie, nell'ottica proprio di ridurre da un punto di vista, insomma, quelle che potrebbero essere poi delle situazioni che creano sicuramente dei disagi all'interno delle strutture, e quindi fanno sì che sia chi ha bisogno di entrare in velocità, sia per le strutture che possono accogliere perché hanno posti vuoti, insomma lo si possa fare. Alda Vanzan, altre domande, colleghi? Assessore, quindi in linea di massima i principi di queste linee guida sono ancora stanza degli abbracci, oppure niente più stanza degli abbracci? In linea di massima, io poi il limite le spieghiamo bene, insomma, settimana prossima, quindi faccio venire anche la prevenzione, insomma, chi ha scritto, quindi, perché hanno sempre chiaramente un filo conduttore che è quello del piano di sanità pubblica, no? Prevedono appunto di poter incontrare la persona, se la persona è vaccinata, quindi l'incontro con una serie di modelli di protezione, la mascherina, insomma l'igienizzazione delle mani, l'aperto il più possibile, però anche che ci sia un contatto, insomma, tra ospite e familiare.
chiaramente con visite programmate, non nelle stanze di degenza se non per i casi insomma in cui l'ospite non si può muovere o fine vita, insomma tutta una serie di indicazioni di questo tipo, però insomma diciamo è un'apertura proprio. Ma quindi possiamo dire, Assessore, che i nipoti potranno riabbracciare i nonni senza il telone di plastica? Allora sì, senza il telone di plastica sicuramente, sull'abbraccio e sui nipoti tutti insieme direi di no, perché comunque bisognerà insomma comunque seguire delle norme e delle regole, insomma anche rispetto insomma troppe persone contestualmente, insomma dilazionate le visite, però insomma diciamo che sicuramente si va in un ritorno non come prima. Io credo che sarà difficile, questo lo dico sinceramente, sarà difficile pensare di tornare come prima, ma come sarà difficile, io credo, guardate, tornare come prima anche dentro gli ospedali, in cui si poteva entrare a qualsiasi orario del giorno, tante persone sulla stessa stanza, insomma, e quindi anche per le strutture per anziani, quando nella stanza insomma le persone stavano lì anche giornate intere eccetera, cioè queste cose dovremmo evitarle, quindi però ritorniamo sicuramente a voler ripristinare l'incontro, il contatto e tutto il resto. Allora, io direi ci sentiamo domani, mi pare che la RAI abbia bisogno dell'assessore che si trattenga un attimo e anche altri colleghi delle TV che poi loro servissero. Grazie, arrivederci. In studio si è conclusa puntualissima la conferenza stampa del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia e dell'assessore Manuela Lanzarin, un veloce aggiornamento per quanto riguarda appunto l'andamento dei contagi nel nostro territorio, che è stato illustrato appunto dal governatore del Veneto. I nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 1060, mentre è in calo il numero di ricoverati negli ospedali del Veneto. Complessivamente sono 1654, meno 31 rispetto a ieri. 1426 sono ricoverati in area non critica, meno 7, e 229, meno 24, sempre rispetto alle 24 ore precedenti, le persone che sono ricoverate in terapia intensiva. L'indice RT del Veneto, ha detto il Presidente della Regione, è 0,71, l'incidenza è 126,8, il tasso di occupazione delle terapie intensive è al 22%, appunto nella nostra Regione. Sappiamo che il limite è il 30%, mentre quello dell'area non critica il 20%, la soglia appunto massima è del 40%. Sono numeri, ha detto quindi Zaia, di sicuro da zona gialla, che appunto dovrebbe scattare dalla prossima settimana per la nostra regione. Per quanto riguarda il decreto appunto riapertura, il governatore ha espresso tutte le sue perplessità, soprattutto per quanto riguarda il coprifuoco alle 22 e per quanto riguarda anche il limite della didattica in presenza nelle scuole, che è stato alzato al 70% rispetto alla proposta che era stata avanzata dalle regioni appunto del 60%. Zaia ha detto che spera che ci sia la possibilità da parte del governo di rivedere queste misure, se non oggi nei prossimi giorni, prendendo in considerazione quelle che sono le linee guida che erano state appunto fornite dalla conferenza delle regioni, che ha ribadito sono linee non diciamo politiche, ma fornite dai dipartimenti di prevenzione delle varie regioni. Avete poi sentito ora i dati forniti dall'assessore Lanzarin per quanto riguarda i contagi nelle scuole. Anche questi sono dei dati significativi, sia per quanto riguarda gli studenti
attualmente positivi, sia per quelli in quarantena, poi insomma li rivedremo questa sera nel corso dei nostri telegiornali. Un dato sicuramente importantissimo per quanto riguarda la vaccinazione invece è quello del crollo sia dei positivi che dei decessi che c'è stato nelle RSA, negli anziani appunto ospiti delle RSA da gennaio a marzo, quando appunto è stato praticamente terminato il ciclo vaccinale anche con la seconda dose. Si è passati dai 3.580 ospiti positivi di gennaio ai 48 di marzo. Per quanto riguarda i decessi, a gennaio per Covid nelle RSA del Veneto sono morti 892 anziani, a marzo solo 38, quindi questo fa capire insomma quanto sia importante e quanto sia il valore della protezione che viene data dai vaccini. Questa insomma la sintesi della conferenza stampa. Noi ora ci fermiamo per qualche istante, diamo la linea alla regia per la pubblicità. A tra poco. Dolomites, serramenti in PVC di alta qualità fatti per durare nel tempo. A Longarone, Poincico di Zoppola e Sandona di Piave. Bentrovati al meteo. Prevale ancora un tempo per lo più incerto sull'Italia. Anche al nord-est la situazione non cambia rispetto ai giorni scorsi. Vediamo allora il dettaglio di giovedì 22 aprile. Sul Veneto avremo un tempo variabile e localmente instabile. La grafica ci mostra una situazione buona e infatti al mattino sarà soleggiato, ma come spesso accade in questa stagione, dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità con qualche rovescio sui rilievi che sarà possibile fin verso la pianura. Temperature gradevoli, minime tra 4 e 10 gradi, valori massimi compresi invece tra i 14 e i 19 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà una giornata all'insegna di acquazzoni, intervallati invece da qualche spazio di sereno. Temperature minime tra 8 e 10 gradi, massime fino ai 14-16 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, tanto sole ovunque, locali fenomeni in genere deboli nel corso del pomeriggio. Temperature minime intorno ai 3-5 gradi, massime fino ai 20 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Dolomites, serramenti in PVC di alta qualità fatti per durare nel tempo. A Longarone, Poincico di Zoppola e Sandona di Piave. Eccoci nuovamente in diretta con il nostro telegiornale. Proseguiamo quindi questa nostra edizione parlando di Covid, delle conseguenze del Covid e soprattutto di una importante ricerca che è partita all'ULSS 4 del Veneto orientale. Abbiamo in collegamento il dottor Alessandro Dorigo. Buongiorno dottore, grazie per essere con noi, direttore della farmacia ospedaliera dell'ULSS 4. Allora, è uno studio che vuole rispondere un po' a una domanda che tutti noi ci stiamo facendo da quando è scoppiata questa pandemia, no? Perché c'è chi si ammala e chi no? E perché c'è chi pur entrando in contatto con il Covid non sviluppa sintomi o sviluppa dei sintomi molto blandi e chi invece ha delle conseguenze pesantissime sulla propria salute fino appunto alla morte. Vuole spiegarci quindi come volete dare una risposta a questa domanda? Sì, allora, buongiorno a tutti. Allora, lo studio clinico che stiamo sviluppando in ULSS 4 è in collaborazione con la farmacia ospedaliera, malattie infettive, terapia intensiva e il Dipartimento di Prevenzione. È uno studio creato in questa azienda e serve per definire il pannello dei fattori di rischio che favoriscono l'infezione da coronavirus. In particolar modo noi vogliamo definire quali sono le condizioni fisiche e patologiche che aumentano la probabilità al paziente di ammalarsi da questa infezione virale.
Quindi ci sono dei fattori intrinseci e fattori estrinseci. Tra quelli intrinseci ce ne sono già di noti, tipo l'età avanzata dei pazienti è il fattore più noto che è emerso subito dalla prima ondata pandemica. Giusto per dare dei numeri, noi abbiamo avuto come età media dei ricoveri 71 anni, ma come età media dei decessi 81 anni, quindi già si vede che un fattore di rischio è questo, è il primo e il più importante. Ma noi andremo anche a fare delle verifiche su altri fattori genetici, tipo il gruppo sanguigno. E dagli studi sappiamo che alcuni gruppi sanguigni sono più sensibili all'infezione, per esempio il gruppo A in alcuni studi si ha un aumento di probabilità di infezione del 20%, mentre il gruppo 0 ci può essere una diminuzione del 25% e i primi dati già ce lo stanno confermando anche in questa azienda. Ci sono altri fattori, anche semplicemente se c'è il sesso, quindi maschio e femmina, anche in questo caso qua ci sono delle differenze. I maschi si ammalano più frequentemente delle femmine. Dai dati preliminari del nostro studio abbiamo come numero di ricovero 60% maschi e 40% femmine, e dopo questa forbice aumenta nel caso dei decessi, quindi muoiono di più gli uomini. Ma ci sono anche dei parametri antropometrici che andremo a verificare, tipo l'indice di obesità, quindi ci sono dei calcoli matematici per definire la massa grassa delle persone. E uno studio molto importante è stato pubblicato su Science su 400.000 pazienti. Allora hanno dimostrato che il paziente in sovrappeso ha il doppio di probabilità di infettarsi rispetto a un paziente normopeso. E dai primi dati anche da noi emerge che il paziente in sovrappeso potenzialmente potrebbe essere più portato all'infezione. Ma ci sono anche degli altri dati che noi stiamo ricercando, ed è la correlazione tra patologia pregressa, quindi a domicilio, con l'infezione. In questo caso, dai dati dell'Istituto Superiore di Sanità, abbiamo che il 66% dei pazienti hanno mediamente 3,6 patologie in atto. Quindi già vediamo da questi dati dell'Istituto Superiore di Sanità che potenzialmente il paziente che presenta più patologie è più soggetto all'infezione, e dai nostri dati comunque stiamo cercando di definire anche questo. Stiamo anche verificando i trattamenti farmacologici come sono correlati al Covid, perché non sappiamo se è la patologia stessa che ci porta ad aumento o favorire un'infezione, o sono i trattamenti farmacologici che inducono o sensibilizzano il paziente a questo tipo di trattamento. Ecco, stiamo cercando di creare questa mappatura per definire il profilo del paziente fragile. Un paziente fragile che logicamente tutti questi dati devono essere anche correlati a dei pazienti sani. Quindi stiamo verificando tutte quante le cartelle cliniche di cui siamo in possesso dalla prima ondata, quindi dal 1 marzo 2020 a tutt'oggi, di tutti i pazienti che sono stati ricoverati presso le nostre strutture, in particolar modo l'ospedale di Jesolo, l'ospedale Covid, dove abbiamo avuto un accesso di circa 900 pazienti. Questi 900 pazienti, con i loro dati, noi li stiamo confrontando con un gruppo di controllo che è, diciamo, tra virgolette sano, cioè privo di malattia, non sono mai stati, hanno mai avuto un tampone positivo, quindi sono stati sempre esenti dalla patologia del Covid. E stiamo confrontando questi due gruppi, se c'è una correlazione statistica tra un gruppo, tra virgolette, infettati dal Covid o il gruppo sano. Questa differenza ci consente di fare una mappatura, definire un paziente critico, paziente fragile, ecco, riusciamo a definirlo in questo modo qua, che successivamente può essere utile per fare magari dei piani di prevenzione sanitaria. Quindi definendo questi pazienti qua riusciamo anche ad affiancare ad altre strategie sanitarie, quindi potrebbe essere la vaccinazione, potrebbe essere anche gli anticorpi monoclonali che vengono utilizzati nella prima fase dei trattamenti dei pazienti. Riusciamo ad affiancare, quindi abbiamo uno strumento in più per definire
il piano del paziente stesso. Ecco, infatti ha già anticipato, dottor Dorigo, la domanda che le stavo appunto per fare, no? Naturalmente, perché questo studio, oltre alla valenza scientifica naturalmente nel riuscire a capire sempre più quelli che sono gli aspetti di questo virus, ha anche delle conseguenze, no? Su poi quelle che possono essere le cure per le persone, appunto come lei diceva, nell'individuare eventualmente chi ha maggiori probabilità di contrarre il virus o chi ha maggiori probabilità di ammalarsi gravemente qualora dovesse essere entrato in contatto con il virus. Sappiamo, no, che una parte di questi criteri è già utilizzata per quello che si conosce, insomma, al momento per le categorie vaccinali, per i pazienti fragili per esempio che in questo momento appunto si stanno vaccinando, sia anche per la scelta di utilizzare gli anticorpi monoclonali, questa nuova cura insomma che è partita proprio da pochissimo anche nella nostra regione. In questo caso specifico, no, degli anticorpi monoclonali, al momento quali sono gli elementi che inducono ad utilizzarli per una persona piuttosto che per un'altra, per esempio? Allora, abbiamo 3 tipi di terapie con anticorpi monoclonali e vengono utilizzate a pazienti domiciliari quando hanno i primi sintomi. Quindi ai primi fenomeni classici di tosse o di affaticamento o di mancanza di respiro devono accedere tramite i canali dell'assistenza sanitaria, quindi i medici di base o il pronto soccorso o le USCA, dove vengono arruolati e se hanno i requisiti clinici di eleggibilità vengono portati all'interno dei nostri ambulatori, che in questo caso noi abbiamo l'ambulatorio dell'anticorpi monoclonali presso l'ospedale di Jesolo, dove vengono presi in cura dai nostri medici, fanno un'anamnesi della patologia e se ha i primi sintomi e quindi non è ancora in ossigenoterapia, riusciamo a somministrare questi farmaci che servono appunto per bloccare la prima fase della patologia. Dai primi dati che abbiamo, anche in questo caso è una terapia innovativa ed è un ottimo strumento che hanno i clinici in più, ed è sicuramente un'arma che ci consente di evitare l'avanzare dell'infezione e quindi andare a intasare gli ospedali. Quindi blocchiamo proprio nel primo step la patologia stessa. Ecco, quindi abbiamo varie armi, abbiamo gli anticorpi monoclonali, abbiamo i vaccini, ma abbiamo anche appunto la definizione del paziente fragile che riusciamo ad anticipare ancora prima facendo dei piani di prevenzione specifici per il territorio. Ecco, dovete anche considerare che è molto importante fare o individuare i fattori di rischio a livello locale, a livello come Italia, perché molti dati che ci arrivano, che sono presenti nella varia letteratura scientifica, sono condotti con etnie diverse, quindi c'è l'etnia asiatica, dopo ci sono anche altre etnie, però logicamente essendo geneticamente diversi le varie etnie ci possono essere delle piccole sfumature tra di noi, quindi bisogna un attimino contestualizzare in Europa o nell'area del Mediterraneo con la nostra etnia, insomma. Quindi insomma state prendendo in considerazione tutta una serie insomma molto ampia di fattori. Dottor Dorigo, quando si potrà cominciare diciamo a vedere i risultati di questo studio, o avete già qualcosa insomma che vi indirizza su delle linee, insomma su dei binari da percorrere? Sì, abbiamo già dei dati preliminari. Noi abbiamo già che dei dati di sesso, si vede che il 60% sono maschi e i decessi invece arriviamo fino al 63% per i maschi, quindi aumenta un po' la forbice, quindi vuol dire che il maschio, l'uomo è un po' più sensibile alla patologia stessa. Abbiamo i dati di età. Abbiamo i dati del gruppo sanguigno che abbiamo già cominciato ad estrapolare, anche là vediamo delle piccole differenze, ma contiamo di avere i primi dati nel giro di penso un mese e mezzo, di avere già un buon profilo di
di mappatura di questi rischi, quindi a breve dovremo riuscire a concludere quanto allo studio. Ecco, dottor Dorigo, volevo farle anche un'altra domanda relativamente alle varie ondate, insomma, della malattia, perché si dice anche che vi siano delle differenze tra la prima, la seconda e la terza ondata, sia nel tipo di infezione, diciamo, che si manifesta, sia anche nel target di popolazione. È così? Vi risulta questo oppure sostanzialmente sì, un anno fa? Ecco. Sì, diciamo che la prima ondata che ha colto un po' tutti quanti un po' all'improvviso, in cui non sapevamo ancora come trattare il virus, accedevano alle nostre strutture spesso persone molto anziane e non c'erano ancora delle cure ben specifiche, pertanto c'erano molte cure sperimentali o studi clinici in corso che si cercava di trattare i vari pazienti. E con la seconda ondata e la terza ondata invece l'AIFA e comunque il mondo scientifico ha già delineato dei trattamenti e comunque i pazienti che accedevano erano anche più giovani, di conseguenza non sappiamo bene il motivo per cui il paziente più giovane colpisce in questo periodo. Non si sa se è un fatto patologico o di una mutazione del virus o può essere anche un fatto di condizioni di vita. Magari la persona anziana, restando più osservando meglio le condizioni di salute o le condizioni di prevenzione, è riuscito a infettarsi meno. Ecco, quindi qui non si sa ancora bene quale sia la reale motivazione tra le varie ondate. Le dico soltanto una cosa molto curiosa, è che in realtà la differenza tra maschio e femmina, giusto per fare capire, differenza tra maschio e femmina, c'è sicuramente una parte che è data dalla differenza organica, nel senso che la donna sintetizzando gli estrogeni produce un recettore che va a proteggere le cellule polmonari, ma sembra che la differenza sia dovuta perché il genere femminile si lava le mani molto più spesso rispetto all'uomo. Quindi, come possiamo vedere, ci sono vari fattori che possono incidere sulla variabilità dell'infezione, che non è soltanto una cosa patologica o di trattamenti, ma ci può essere anche una conduzione, uno stile di vita diverso tra le varie fasce di persone. È davvero curioso questo aspetto, no? Si è sempre pensato che appunto fosse determinato da chissà quali questioni genetiche, invece forse semplicemente perché noi donne siamo abituate maggiormente a lavarci le mani, forse sì, per l'igiene, magari perché occupandoci spesso anche di bambini, facendo da mangiare, si è più abituate alla pulizia. Sì, esatto. Ecco, è curioso davvero. Un'ultima domanda, dottor Dorigo, riallacciandomi a quanto ci diceva proprio poco fa relativamente alla fascia d'età dei giovani che appunto si stanno contagiando di più in quest'ultima ondata. Ovviamente una sua considerazione da clinico, ovviamente non politica. Secondo lei, con queste riaperture che ci attendono dalla prossima settimana, da lunedì prossimo, si rischia una impennata di contagi oppure è un rischio, insomma, che possiamo permetterci di correre in questo momento? In questo momento, se osserviamo tutte quante le normative governative di blocco di contagio tra le varie persone, riusciamo a controllare un po' il contagio, quindi non dobbiamo abbassare sicuramente la guardia, non è come dicono un libero a tutti, ma sicuramente dobbiamo mantenere alta la guardia, usare sempre la mascherina, lavarsi spesso le mani e il distanziamento, che sicuramente è la cosa da osservare per controllare questa pandemia. Certo. Dottor Dorigo, io la ringrazio per essere stato con noi, per averci fornito queste interessanti informazioni. Ci risentiremo magari più avanti quando arriveranno i risultati di questo importante studio che state conducendo. Buona giornata e grazie ancora. Grazie a tutti, grazie. Un saluto allora al dottor Dorigo, direttore della farmacia ospedaliera dell'ULSS 4 del Veneto orientale. Allora, tra pochissimo torneremo a parlare del decreto riaperture sul piano politico questa volta, perché avremo in collegamento il senatore Andrea Ferrazzi del Partito Democratico, Luca De Carlo di Fratelli d'Italia e Giampaolo Vallardi della Lega.
Lega. Vediamo però ora un contributo che ci ha inviato poco fa la collega Anna De Roberto, che si trova a Treviso davanti all'aeroporto Canova, dove questa mattina è andata in scena la protesta dei lavoratori appunto di questo scalo che è chiuso da oltre un anno. Sentiamo. Siamo qui per testimoniare la nostra vicinanza ai lavoratori dell'aeroporto e quindi ci sembra doveroso sostenerli in questo periodo difficile che ci accomuna un po' tutti e loro sono particolarmente esposti. Di cosa si occupa? Giorno di sicurezza in aeroporto a Venezia. Noi siamo una ditta che lavora presta servizio per Triveneto e purtroppo da quando che l'aeroporto ha calato il lavoro noi siamo fuori anche noi. È un momento triste, siamo in cassa integrazione, abbiamo la cassa integrazione aperta e speriamo che riusciamo a ripartire, perché noi avevamo circa 60 colleghi che ci occupavano, che lavoravano in aeroporto e non stiamo attraversando un buon momento. Un momento in cui qualcuno ci Eccoci, allora avete sentito insomma le voci di questi lavoratori che stanno appunto manifestando davanti all'aeroporto Canova di Treviso, che è chiuso da oltre un anno. Vedo che si sono già collegati i primi due ospiti, Andrea Ferrazzi, senatore del Partito Democratico, e Luca De Carlo, senatore di Fratelli d'Italia. Buongiorno, grazie per essere con noi. Tra poco dovremo avere anche Giampaolo Vallardi della Lega. Allora, c'è grossa polemica. Chiedo alla regia per favore se riescono a togliermi il ritorno dell'audio, perché sento l'eco della mia voce. Grazie. Ecco, allora se potete mi dicono dalla regia abbassare un po' voi il ritorno audio dal vostro PC, altrimenti rientra in studio. Ecco, dicevamo, no, c'è molta protesta, molto dibattito insomma attorno all'ultimo decreto riaperture che è stato approvato ieri sera dal governo con l'astensione dei ministri della Lega, con alcune sorprese anche, diciamo, rispetto a quello che era stato definito nella bozza precedente. In modo particolare, insomma, la differenza principale riguarda la scuola. Non sarà una didattica al 100% come era stato detto in un primo momento, né al 60% come avevano chiesto le regioni, ma al 70%. Con possibilità naturalmente per chi è in grado di aumentare fino al 100%, e poi grossissimo dibattito, insomma, e polemica sul coprifuoco che rimane alle 22, con questo strappo insomma della Lega, dicevamo, che non ha appunto votato il decreto. Allora, senatore Ferrazzi, decreto riaperture, dunque rischio ragionato o azzardo, come dice qualche scienziato? Ma di azzardo parlano molti scienziati, devo dire anche autorevoli, anche di grande fama internazionale, non solo nazionale, e io li capisco dal loro punto di vista, no, prettamente sanitario. Capiscono benissimo e ci raccontano ogni giorno che non siamo usciti dalla pandemia, anzi ci siamo dentro, e che c'è una situazione che è molto pericolosa. C'è una situazione pericolosa che può esplodere da un momento all'altro. Abbiamo visto proprio in questi giorni la Sardegna, che era l'unica regione italiana che era in zona bianca, è diventata una delle 4 che è in zona rossa, ma l'abbiamo visto l'anno scorso. In gennaio c'erano, mi ricordo, anche autorevoli esponenti di forze politiche, mi ricordo la Lega di Salvini, la Santanchè per i Fratelli d'Italia, che dicevano apriamo, poi abbiamo visto a settembre quello che è successo. E quindi capisco costoro, capisco le ragioni scientifiche. Dopodiché chi deve assumere decisioni politiche deve tenere in considerazione il contesto e quindi deve capire la condizione anche psicologica, soprattutto economica, di un paese, in cui non è possibile tenere chiuse senza date attività economiche di chi non è che vive e campa, diciamo, di reddito altrui, ma vive di reddito proprio, vive della fatica, piccoli imprenditori, commercianti, piccoli artigiani, professionisti, eccetera, che hanno bisogno naturalmente di lavorare. Allora bisogna trovare un equilibrio. Il governo Draghi stesso
ha individuato in questa scelta, cioè di una coraggiosa apertura, un punto di equilibrio in questa direzione, che quindi contempla certamente, diciamo, il rischio sanitario con quello delle necessarie aperture. Ovviamente si è preso anche delle grosse critiche, come dice lei, da parte di scienziati anche eminenti, ma io credo che un governo sano e un governo equilibrato debba anche esporsi alle critiche nel momento in cui vuole mantenere viva anche l'attività economica del nostro paese. Insomma, lo scienziato fa lo scienziato, il medico fa il medico, il ruolo della politica è un altro, no? Ovviamente. No, deve ascoltare tutti e deve trovare, però deve decidere attraverso la mediazione, no? Questo deve fare la politica. Non è molto più facile stare all'opposizione e dire sempre no o sì quando fa comodo, lo capiamo, ma chi invece assume l'impegno di governare, soprattutto in un momento così drammatico di pandemia, è del tutto evidente che si deve assumere anche l'onere delle scelte e delle decisioni per il bene del Paese. Ecco, De Carlo, in questo senso lei che dice? Beh, dico che non è facile stare all'opposizione, è la classica scusa di chi è al governo e tenderebbe a svilire il ruolo dell'opposizione, perché quando sono l'opposizione loro salvano la nazione, quando è l'opposizione qualcun altro evidentemente è solo un fastidio, come oggi ho detto in aula, che si cerca di bypassare attraverso magari così lo svilimento stesso del Parlamento, perché questo è accaduto anche oggi con il DEF. Insomma, chi ha modo di vedere domani vedrà le cronache, si renderà conto che oggi abbiamo discusso di un documento di economia e finanza scevro lì, senza allegati, addirittura senza il piano nazionale, non dico quello di resilienza, ma nemmeno quello di riforme, quindi addirittura mancava tutto, non c'era nemmeno un allegato, e quindi già questo vi fa capire quale sia il ruolo a cui è relegato il Parlamento. Ma io lo capisco anche, insomma, quando si ha una maggioranza talmente ampia, certi esercizi della democrazia vengono trattati con sufficienza. Io credo invece che la minoranza abbia sempre e comunque un ruolo importante, che sia quello di presidio della democrazia in primis e anche di pungola alla maggioranza, altrimenti si rischierebbe, come accade tra l'altro per questa maggioranza, di vedere la minoranza all'interno della maggioranza stessa, è quello che sta accadendo su tanti provvedimenti. Noi invece siamo stati sempre molto coerenti, abbiamo fatto le nostre proposte che a volte a distanza di tempo sono state accolte addirittura dal governo, per cui sentiamo e ci sentiamo utili e soprattutto non solo utili a noi stessi, che ci interessa relativamente, ma utili proprio a portare sul tavolo delle proposte. È evidente invece sul discorso dei tecnici che è vero, i tecnici esistono, va dato loro il giusto ruolo, cioè quello di consulenza, dopodiché è il politico che si assume le responsabilità delle aperture o meno. Cito un esempio su tutti, che è quello mi sembra più evidente. Non c'è nessuna evidenza scientifica che il coprifuoco aiuti a debellare il virus. Addirittura il CTS dice che non è stato lui a imporlo, ma è una scelta meramente politica. E quindi è la politica che si è presa, in questo caso questo governo che l'ha reiterato, la responsabilità di dire che dalle 10 in poi i cittadini non si possono muovere perché c'è pericolo di contagio. La stessa esatta maggioranza, continuità piena con quella precedente, che ci ha detto che si possono aprire i locali solo la sera e che prima ci diceva che i locali potevano stare aperti solo a mezzogiorno, come se il virus avesse un timer passato il quale si spegnesse automaticamente. Beh, credo questo abbia poco a che fare con la responsabilità e molto con la confusione che si è generata e col navigare a vista. Ecco, allora lei dice compito dell'opposizione è quello di pungolare anche la maggioranza, pungolo che in questo caso è arrivato anche dalla stessa maggioranza. Saluto Giampaolo Vallardi, senatore della Lega, che si è appunto, buongiorno, che si è collegato perché appunto voi della Lega non avete votato il decreto. Ma non è che non l'abbiamo votato, ci siamo astenuti sperando che quanto prima si possa raggiungere quegli obiettivi che tutti gli italiani si aspettano da giorni, da mesi, da un anno e mezzo, quello di tornare liberi, di poter tornare a lavorare, di poter fare impresa, di poter mangiare tranquillamente e riportare un po' di soldi a casa. Lo stiamo predicando da tanto tempo, ritenevamo che soprattutto per bar, ristoranti, palestre e quant'altro la gente ci sembra assurdo chiudere ancora tutto alle 22 quando la nostra proposta era alle 23. Penso
ai ristoranti che da 1 anno e mezzo hanno fatto tutto il lavoro per mettersi in sicurezza, così come era stato chiesto a suo tempo dal Comitato Tecnico Scientifico. Secondo me potevano stare anche aperti in questo periodo, purché sempre in sicurezza. E oggi gli si continua a dire no, dovete chiudere alle 22, come che dalle 22 alle 23 cambiasse qualcosa. Io credo che bisogna essere ottimisti, perché gli ospedali per fortuna, gli ospedali si stanno svuotando. I vaccini stanno arrivando, si inizia a vaccinare veramente. Ecco, c'è qualche problema con il collegamento del senatore Vallardi. Ecco, è ritornato. Chiedo scusa, senatore, non abbiamo sentito le ultime parole, era andato via il segnale. Sì, sappiamo che con i vaccini che stanno arrivando le cose miglioreranno. Bisogna essere ottimisti, anche perché si va verso la bella stagione, e quindi credo che dare anche un po' di fiducia al popolo italiano, che si è sempre dimostrato, i nostri cittadini che si sono sempre dimostrati comunque ligi e responsabili, aprire fino alle 23 fosse anche un segnale positivo. Ecco, senatore, in diversi hanno segnalato, insomma, dietro le quinte una forte irritazione del Premier Draghi, perché queste misure poco prima erano state, insomma, concordate all'unanimità al Consiglio dei Ministri. Quindi come mai c'è stato questo cambiamento così improvviso ieri? Ma su questo dovremmo capire meglio cosa si sono detti, perché sembra che quello che fosse concordato era l'apertura alle 23 e non alle 22, però questo cambia poco. Salvini l'ha detto anche oggi, massima fiducia in questo governo, che ha comunque dimostrato un cambio di passo. Anche con l'apertura delle scuole, dove noi da sempre l'avevamo richiesta. Non possiamo tenere i ragazzi chiusi in casa tutto il giorno con la DAD, che anche dal punto di vista educativo non sembra dare grandi risultati. Un governo questo che sta dimostrando che finalmente riusciamo a vaccinare. Devo dire che anche il lavoro fatto da Giorgetti, che fin da subito, appena assieme chiaramente al Presidente del Consiglio Draghi, che fin da subito è riuscito a iniziare la produzione dei vaccini in Italia. Pensiamo solo al fatto, se l'avessimo fatto un anno e mezzo fa, allo scoppio della pandemia, così come hanno fatto altri paesi, oggi avremo a disposizione già da tempo i vaccini. Invece questo lo vedremo, senatore, ma insomma sottolineano anche un certo imbarazzo proprio ieri in Consiglio dei Ministri del ministro Giorgetti dopo questa decisione, insomma, di astenersi. Senatore Ferrazzi, lei vede tutto questo come una mossa politica della Lega, che teme di perdere consensi rispetto a Fratelli d'Italia? Ma sì, la vedo un po' un'azione un po' furba, ma che sinceramente secondo me ormai è un po' alle corde, perché mi sembra troppo smaccata. Cioè non si può essere contemporaneamente al governo e all'opposizione. Io ritengo, volevo anche rassicurare insomma il senatore dei Fratelli d'Italia, io ritengo che in una democrazia sia fondamentale invece il ruolo della minoranza, dell'opposizione, e sono convinto che anche in questo governo sia necessario, sia utile avere un'opposizione che controlli, che verifichi, che la pensi diversamente, che stimoli, eccetera. E però bisogna scegliere, o stai all'opposizione o stai al governo. Non è che puoi stare di qua o di là. Ieri, per essere chiari su quanto deciso dal Consiglio dei Ministri, c'era l'accordo da parte di tutti. Tanto è vero che Giorgetti è andato in grandissima difficoltà, e tanto è vero che è stata rimarcata questa cosa da Draghi, che si è detto quantomeno sorpreso e fortemente contrariato rispetto a quello che stava avvenendo. Da una parte, poco prima, c'è l'incontro con tutti i capi delegazione di tutti i partiti di governo per decidere una linea, dopodiché arriva la telefonata del segretario Salvini e si cambia la linea. Non funziona così. Io credo che soprattutto, tra l'altro, in un momento di grande difficoltà sanitarie, di emergenza vera, perché questa è una tragedia vera, non è che stiamo scherzando, non si devono rincorrere
le demagogie per accattare qualche voto in più, ma bisogna essere seri e anche assumersi i rischi delle decisioni, perché questo sta avvenendo, no? Ma lo stiamo vedendo in continuazione, anche sulla questione delle scuole. Mi sorprende un po' quello che dice il senatore Vallardi, cioè non possiamo tenere i ragazzi chiusi, ma se sono esattamente i governatori della Lega che hanno voluto chiudere le scuole ancora di più rispetto a quello che diceva il governo. La scuola... Cioè, voglio dire, continuare a dire una cosa e il contrario dell'altra, cioè non regge. Sono stati i governatori della Lega a opporsi al fatto che il governo aprisse il 100% anche le scuole superiori. Sono stati i governatori della Lega, è stato Fedriga. Se mi permette... Cioè, allora io capisco questo giochetto in cui dice una cosa uno, l'altra la cosa opposta allo stesso partito, ma o vi mettete d'accordo oppure non può andare avanti così all'infinito, no? Se mi permette... Tenendo conto, tra l'altro, che siccome gli studenti sono gli unici che non bloccano le autostrade, allora nessuno li ascolta. E sono andati invece in una crisi vera e profonda in questo anno, e sarebbe invece il caso davvero di ascoltare anche i giovani, no? Non solamente tutti i mondi che vanno comunque ascoltati. Ecco, allora Vallardi e poi De Carlo su questa questione dei giovani e della scuola. Ma i giovani sono il nostro futuro, ma è il stesso comitato tecnico scientifico, per rispondere al senatore Ferrazzi, che dice che la scuola è il luogo più sicuro e che non ha mai dato nessun problema dal punto di vista del diffondersi del contagio. Poi sul fatto che la Lega non sia costruttiva, devo ricordare che finché c'è stato il PD al governo, da solo senza la Lega, i vaccini lontanamente con Arcuri ci si pensava anche di farseli in casa, cosa che secondo me era assolutamente inconcepibile. Appena è arrivata la Lega con il ministro Giorgetti, già il giorno dopo abbiamo iniziato i contatti con tutte le aziende farmaceutiche italiane per farsi i vaccini fatti in casa. Gli italiani da sempre hanno dimostrato di essere un popolo eccellente in quanto inventiva e capacità di costruire, e l'abbiamo fatto. Ma quali vaccini fatti in casa? C'è voluta la Lega e il governo per andare in questa direzione. Finché è rimasto il PD assieme ai 5 Stelle da solo, non è che abbiamo fatto più di tanto. Anzi, la gestione di Arcuri penso che negli annali della storia scriverà ancora molte pagine, visto che si è già iniziato a indagare parecchio sul tema, a partire dalle mascherine e a chissà comprate in Cina, e chissà ancora cosa emergerà i prossimi mesi. Ecco, però io dico, siamo costruttivi, dobbiamo guardare avanti, dobbiamo anche essere ottimisti, perché dopo 1 anno e mezzo che la gente è chiusa in casa abbiamo il dovere da politici di dare fiducia, di comunque guardare con ottimismo al futuro, di dare una prospettiva soprattutto ai nostri giovani e ai cittadini, che si sono sempre dimostrati. Ragazzi, sentiamo De Carlo, perché poi dobbiamo andare in pubblicità. Prego, senatore. Beh, credo che ai ragazzi innanzitutto tutti, sulla anche scuola, noi, mi ci metto in mezzo anch'io da sindaco, dovremmo chiedere scusa, perché di fatto probabilmente con una serie di politiche e di atti confusionari e spesso anche contraddittori tra loro, gli abbiamo rubato un anno di vita, probabilmente per qualcuno di loro addirittura l'anno più bello. Insomma, io mi metto sempre nei panni di mio figlio, a cui ho limitato fortemente la libertà, e nella doppia veste di sindaco l'ho dovuto anche riprendere quando magari transigeva un po' una regola che io non ho contribuito a fare, ma che sono tenuto da sindaco a far rispettare. E quindi credo che posta questa premessa poi si debba fare un'altra considerazione. Insomma, noi è vero che siamo all'opposizione, insomma è vero che da quasi 1 anno diciamo che aprire le scuole sì, però è altrettanto vero che se non abbiamo messo in sicurezza i trasporti diventava difficile. Tra l'altro ricordo che nella finanziaria 2019 fu proprio un emendamento di Fratelli d'Italia a istituire il fondo per le convenzioni con i privati, visto che c'erano tanti bus e NCC fermi perché non potevano lavorare per ovvi motivi, perché mancavano i turisti. Abbiamo detto mettiamo questo fondo, che poi andava rimpinguato con successivi provvedimenti per cercare di colmare questa distanza. Ricordo a tutti che quando al Veneto fu chiesto, all'assessore De Berti, fu chiesto di fare un piano di trasporti per garantire che il 50% degli autobus fossero pieni e garantendo il 50% degli alunni a scuola e il 50% in DAD, la regione si mosse, fece
un conto della serva e lo inviò al Ministero di 30 milioni di euro. Quello era il prezzo per arrivare al 50%. Furono aumentati di 500 i bus a disposizione. Oggi, se il governo avesse seguito la sua prima linea, e cioè quella di dire 100% DAD, avremmo dovuto in Veneto, cito l'esempio che conosciamo meglio tutti, aumentare di altri 1000 bus. Questo perché oggi in ritardo? Perché c'è una, diciamo così, frenesia e schizofrenia di normative, prima 50, poi 100, adesso torna a 80, ma soprattutto è mancata la pianificazione quest'estate. Quest'estate, quando il virus, non certo le prese di posizione di qualcuno o i meriti del governo precedente, come probabilmente le riaperture non sono nemmeno merito di questo governo, se no di madre natura, che con il suo clima più mite ha consentito di allentare la morsa. Il governo scorso, durante il Conte 1, non si è concentrato su quelle che dovevano essere le convenzioni, i trasporti e quant'altro. Per cui ci siamo resi conto che avete chiuso palestre, piscine e non siete riusciti ad incidere sul trasporto pubblico, che quello sì era considerato veramente un viatico di trasporto del virus. Tutto qua. Oggi qualsiasi operazione è in ritardo perché è mancata la programmazione estiva e ecco, è un limite che ha avuto il Conte 1. De Carlo, perché dalla regia chiamano la pubblicità. Allora andiamo in pubblicità, ci rivediamo tra pochissimo, restate con noi, a tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con il nostro telegiornale, siamo in collegamento con il senatore Andrea Ferrazzi del PD, Luca De Carlo di Fratelli d'Italia e Giampaolo Vallardi della Lega. Un altro giro, vi prego di essere veloci nelle risposte perché abbiamo ancora solo 6 minuti di tempo prima della chiusura. Un aggiornamento che stavo vedendo ora sui siti che ci fa capire insomma quanto bisogna comunque continuare a tenere alta l'attenzione. In Germania 30.000 nuovi casi, approvate misure più restrittive. Anche il Senato tedesco litiga sul coprifuoco. Sulla questione del coprifuoco, allora un giro veloce. Ferrazzi. No, se rimette la foto di prima, di adesso, possiamo leggere una notizia sotto: Federica grave cambiare, cioè Federica che si pone contro la scelta di Draghi di aprire anche le scuole superiori. Di questo stiamo parlando, è di questo di cui parlavo prima, cioè la Lega si deve mettere d'accordo con se stessa. Non è possibile che il presidente della regione del Friuli dica una cosa e il senatore dica esattamente l'opposto, no? Oppure si assume la responsabilità. Allora, delle due l'una, ma non è possibile continuare. Dopodiché vorrei chiedere a Vallardi, ma di quali vaccini fatti in casa stiamo parlando? Ma dove li vedi i vaccini fatti in casa? E quando dice si poteva partire 1 anno e mezzo fa con i vaccini, ma quali vaccini? Che sono stati fatti pochi mesi fa. Cioè, ma non lo so, comunque al di là di questo. Dopodiché, guardi, io credo che noi dobbiamo andare avanti con grandissima determinazione, dobbiamo accelerare, per essere chiari, anche sulla vaccinazione. Non stiamo facendo una cosa all'altezza. Ora, certamente si sta mettendo mano con grande forza, il governo sta lavorando alacremente in questa direzione, ma noi dobbiamo lavorare alla grandissima, perché è chiaro che il piano della vaccinazione è uno degli strumenti fondamentali per aprire. Io, come lei sa benissimo, sono sempre stato della cultura di naturalmente preservare la salute, perché è un bene primario, fondamentale, e contemporaneamente però anche preservare la tenuta del tessuto economico, sociale della nostra nazione. Non sempre è facile, ma bisogna camminare in questo momento, diciamo, di strettoia. Si sta avvicinando l'estate, si stanno moltiplicando i vaccini, stanno arrivando notizie importanti, per esempio anche sui farmaci, che saranno un altro elemento, diciamo, fondamentale per poter combattere le malattie. Cioè, da una parte il vaccino che blocca il virus, dall'altra un farmaco che ti consenta, una volta che tu sei stato contagiato, di rispondere adeguatamente. E anche su questo, insomma, probabilmente in autunno avremo dei farmaci adeguati per difenderci. Insomma, i motivi di speranza ci sono. Ed è per questo che io credo che il governo debba serrare le fila, smettere di lavorare per avere un po' di consenso in più, un po' di consenso in meno, e di realizzare invece quelle scelte responsabili per far ripartire il nostro paese, perché tutti noi ne abbiamo bisogno. Insomma, Vallardi, cercare di remare tutti nella stessa direzione, insomma, per il bene del paese. Ma sì, sicuramente questo è l'obiettivo che abbiamo noi
della Lega, ma penso tutto il governo e a tutti i politici, perché mi sembra che comunque in quella direzione si debba assolutamente andare. Dobbiamo dare fiducia e ottimismo a un paese che è fermo e bloccato da oltre 1 anno e mezzo. Poi per quanto riguarda Ferrazzi, non so se non capisco o faccia finta di non capire, che penso la seconda sia la tesi quella più corretta, nel senso che parla che già a settembre avremo i medicinali pronti, ma quei medicinali sono gli stessi medicinali che comunque l'Inghilterra, parlo di vaccini, oltre alla Germania, comunque si produce in casa da parecchio tempo. Abbiamo detto un mese e mezzo fa, quando siamo andati al governo, bisogna iniziare subito a dotare il nostro industrie farmaceutiche di quei bioreattori che negli altri paesi c'erano già e noi non ce li avevamo, perché assolutamente il governo precedente non si era pensato di produrre il vaccino in casa. Chiaro che non parlavo di 1 anno e mezzo fa iniziare subito a preparare i vaccini, perché ancora non era stato scoperto, ma 7, 8, 10 mesi fa si poteva, come hanno fatto gli altri paesi, iniziare a lavorare in quella direzione. Minimo 7-8 mesi sono stati persi, però io credo bisogna comunque lasciarsi alle spalle le polemiche, bisogna guardare avanti, bisogna pensare in maniera positiva, dare comunque un messaggio di ottimismo, dare comunque dei ristori alle nostre aziende. Siamo preoccupatissimi della gente che comunque non ha forse più la forza anche per riaprire. Se anche riapriamo tutto domani mattina ci saranno un'azienda su 3, 2 aziende su 3 che hanno grossissimi problemi di liquidità. A questo dobbiamo pensare ed è in questa direzione che Matteo Salvini pensava ieri sera in Consiglio dei Ministri. Cioè, pensiamo a tutti quei ristoranti che alle 10 finalmente, dopo aver riaperto, dovranno chiudere alle 10. Cosa cambiava chiudere alle 11? Io credo che gli italiani... perché facciamo ancora un flash con De Carlo, perché proprio tra 1 minuto e poco più dobbiamo chiudere. De Carlo. Ma io dico che se il coprifuoco, che è una fortissima limitazione della libertà, non ha un presupposto scientifico che dice che è una maniera per fermare la propagazione del contagio, va tolto, ma va tolto immediatamente, a garanzia della libertà di ognuno di noi di potersi muovere. Per di più è limitante anche nei confronti di quelle attività che con la bella stagione e grazie al clima, ripeto, non grazie ai politici, potranno riaprire e quindi che si vedranno limitare il proprio orario e quindi la propria possibilità di recuperare tutte quelle risorse che hanno perso per essere rimasti chiusi con decreto. A quelli comunque non va chiesto nessun pagamento di tasse, perché se mi chiudi con decreto poi non mi chiedi. Ecco, vedremo quindi che cosa accadrà nelle prossime ore o nelle prossime settimane con il coprifuoco. Io vi ringrazio per essere stati con noi, grazie ad Andrea Ferrazzi, grazie a Giampaolo Vallardi e a Luca De Carlo per essere stati con noi. Buon lavoro naturalmente a tutti e tre. Grazie dunque, grazie naturalmente anche a voi telespettatori per essere stati con noi. Termina qui questa nostra diretta, l'appuntamento è con i TG serali di Antenna 3. Buon pomeriggio.